È l'ultimo atto della stagione del calcio a 5 italiano e la serata di gara 3 per lo scudetto tra Meta Catania ed L84. Ha vinto la L84 gara 1, ha risposto replicando la Meta Catania in gara 2. Stasera inevitabilmente avremo una squadra campione d'Italia. Daniele Menini, buonasera. Buonasera a te, Ti chiedo se per quanto visto durante la stagione regolare, il testa a testa tra le due, per quanto visto anche in gara 1 e gara 2, questa gara 3 è l'inevitabile e forse anche logica conclusione. Assolutamente sì, Dani. Credo che sia la gara più giusta per assegnare il titolo tricolore tra due squadre che mi hanno fatto proprio divertire, sia in gara 1 che in gara 2, senza contare da settembre in avanti, no? Sono state due gare dove veramente gli scacchi l'hanno fatta da padrone. A ogni mossa ha risposto una contromossa del proprio allenatore, no? Perché poi il gioco del portiere incluso nei 5 è stato molto presente da ambo le parti, magari con un po' di sfaccettature diverse, ma a ogni poi mossa di un pedone ha corrisposto un'altra mossa del pedone dell'allenatore avversario, e questa cosa è stata sotto gli occhi di tutti, ci ha fatto divertire, ci ha fatto vedere due gare apertissime. Gara 1 magari solo con 3 gol, ma le occasioni sono state tantissime. La Meta Catania era uscita sconfitta dal forum di Biella, non umiliata, non inginocchiata, una partita risolta in extremis a favore dei torinesi. La Meta Catania che poi ha vinto con più scarto, forse con più vigoria, con più energia, soprattutto nel secondo tempo in gara 2. È da lì che deve ripartire la squadra di Warra, ricordiamo bicampione d'Italia in carica. È esattamente questo, la Meta Catania ha preso coscienza, ma già lo sapeva, che se poco gioca un filo meno a livello di intensità, a livello di qualità, va in difficoltà, perché dall'altra parte la L84 è una squadra che non perdona mai, non perdona, è una squadra presente, è una squadra che riesce a modificare all'interno del gioco stesso il proprio gioco e la mette in difficoltà. Il secondo tempo della Meta Catania è stato un secondo tempo di alto livello, ha messo dentro tutto a livello di intensità e di qualità e ha portato a casa la vittoria. E in questo secondo tempo così tanto intenso per forza e per qualità si è espresso al meglio un Luis Turmena, che è giocatore di straordinaria esperienza, e si è visto appunto nei secondi 20 minuti della partita. Luis Turmena che adesso è al microfono di Fabio Morra. Ascoltiamo. Luis, voglio partire da quella disperazione, no? Di quel gol che hai sbagliato alla fine sulla gara dell'84, che vi ha dato una carica incredibile probabilmente per essere la Meta Catania che tutti conosciamo in gara 2, e così è stato in campo. Sì, quello gol sbagliato alla fine della prima partita di finale lo sento tanto, ma credo che solo chi è lì in mezzo può sbagliare, no? Abbiamo visto negli ultimi anni tante volte, io particolarmente quell'occasione ho messo dentro porta, e credo che diciamo che ci sta ogni tanto un sbaglio del genere, non era quello che volevo, ma sicuramente mi hai spinto ancora di più per la gara 2 e la gara 3 poter fare la differenza, e quando avere un'occasione del genere approfittare meglio e mettere la palla dentro porta, che sicuramente in queste partite fanno la differenza per il risultato finale. Gli occhi della Tigre, quelli che voleva il vostro capitano, quello che avete messo in campo tutti in gara 2, anche in un momento delicato in cui sembrava che aveste perso un attimo le redini nell'incontro. Sì, io credo che in queste partite la voglia di vincere fa tanta differenza. Sicuramente noi oggi non sarà diverso, noi andremo con tutto. Sappiamo che è l'ultima partita e non c'è un domani, quindi sicuramente avremo il fuoco dentro e faremo di tutto, sia con il pallone anche senza il pallone, in tutti gli aspetti faremo di tutto per essere superiore e chissà portare la vittoria di nuovo a casa e vincere il terzo scudetto di fila. Questione di sfumature, questione di dettagli sono quelli che decidono, Dani, partite come questa, perché il livello alto è talmente paritario, e allora ti chiedo a quali dettagli deve e può aggrapparsi, non so se sia il verbo più adatto, ma la L84 per cercare di risorpassare la Meta Catania e portare
a casa, a Torino, a Volpiano, il suo primo scudetto. Ma sicuramente, prendendo anche esempio da gara 2, la difesa sugli angoli, hanno preso sopra 2-1, hanno preso 3 gol sul calcio d'angolo. Questi sono dettagli che a questo livello fanno la differenza. I giocatori sanno che appena l'intensità o anche la qualità abbassa un filo, che sia un calcio d'angolo, un laterale o anche una semplice scalata, l'intensità si bassa, la squadra avversaria ne approfitta, perché qui il livello è troppo alto. Nell'84 sicuramente deve cambiare qualcosa da un punto di vista di calci da fermo, perché 3 gol sono tanti, sono troppi presi sul calcio d'angolo. E poi mi è piaciuto molto però il sistema di cambio che ha adottato l'L84 in gara, quando poi Pedro Siqueira ha iniziato a giocare fuori. Era partita 2-2, è passata 1-2-1 per poi ritrasformarsi 2-2. Credo che questi dettagli all'interno della partita, ci sono tante partite e tutte e due le squadre sanno che devono fare quel qualcosa in più per... Un giocatore tra i tanti dell'L84 capace di leggere le tante partite dentro la partita è Leandro Guzzolino. Ha giocato 7 finali, ha vinto 4 scudetti e ha vinto anche tanto di più. È stato campione del mondo con l'Argentina 2016, è il leader, è uno dei leader di questa squadra. Ascoltiamolo con Fabio Morra. Leo, questa è l'8ª finale scudetto per te, con 3 tricolori cuciti sul petto. Si arriva a gara 3, è stata una seconda partita difficile perché avete reagito alla grande dopo il gol del vantaggio alla metà Catania, poi vi siete un po' persi nella ripresa. Sì, devo dire la verità, non abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto tanta autocritica, non abbiamo affrontato una finale come si deve, però niente, abbiamo visto che con questo tipo di squadre, con la favorita come Catania, non puoi mollare un secondo e niente. Per fortuna oggi c'è la gara 3 e ce la giochiamo alla pari. Quali sono le parole chiave che ha usato il mister nello spogliatoio? Tanti errori su palla inattiva, maggiore attenzione sicuramente soprattutto là. Sì, su quello, sul portiere, sono tanti sbagli che abbiamo commessi, però come ti ho detto prima, la fortuna è che stavolta abbiamo avuto l'opportunità di avere la rivincita, quindi ci siamo preparati bene, è l'ultima gara dell'anno, è stata lunga, però siamo molto fiduciosi che ce la porteremo a casa. Leo Guzzolino, che sensazione prova a 39 anni a giocare l'ennesima finale scudetto? Felicità perché alla fine è un sacrificio che fai durante tutto l'anno. Sempre dico che me lo godo perché non sappiamo quando giocheremo un'altra finale, quindi io cerco di anche a 39 anni godermelo tutte le partite come l'ho fatto tutto l'anno, quindi sono molto contento e orgoglioso di questa squadra. Tutto il carisma di Leo Guzzolino, tutta la passione sua dall'L84 della meta Catania, c'è tensione, c'è la giusta elettricità, c'è un caldo terribile, il Pala Catania si sta per riempire con 5.000 tifosi scatenati che alzeranno ulteriormente la temperatura, qualcosa forse da casa potete già capire e intuire. Abbiamo voglia di questa finale, andiamo a godercela insieme a tutti voi amici. Adesso un po' di immagini per ripassare quello che è successo in gara 2 con tanti gol, tanto spettacolo, e ancora ce l'aspettiamo questa sera. Buona finale per lo scudetto del Futsal, a tra poco.
Ci siamo. Ci siamo. Arrivano alla fine. Fabio. È la fine del viaggio e stasera potrà cominciare la festa di una soltanto, o Meta Catania o L84. Amici di Sky Sport, appassionati di futsal, benvenuti a gara 3 della serie finale per lo scudetto, la partita decisiva dal Pala Catania. Un saluto da Daniele Barone e Daniele Mennini. La L84 ha vinto gara 1 giovedì scorso sul campo di casa Biella, la Meta ha pareggiato il conto domenica. Qui stasera avremo la squadra campione d'Italia, c'è un'attesa enorme, c'è tanta gente, tanta passione, tutte le emozioni di una partita che chiude la stagione, la chiude in una maniera, abbiamo già detto con Daniele Mennini, forse la più giusta, la più logica, visto e considerato che L84 e Meta Catania in campionato durante la stagione regolare hanno vinto una gara a testa, tra l'altro ognuno ha vinto in casa degli avversari, e poi hanno giocato una grande serie di spareggi con i quarti, con le semifinali e poi con le due finali fin qui giocate. Equilibrio, tanto futsal di assoluto livello. Daniele Mennini, eccoci qua. Eccoci qua, e quello che abbiamo visto nelle prime due gare a me è piaciuto tanto. Poi ci sono sempre, ovviamente no, parlando al bar come si suol dire, quelli che sono pro e contro il portiere, l'inclusione del portiere nei 5, no? Però nel momento che poi c'è, inevitabilmente le squadre ne fanno l'uso che vogliono, e io devo dire ho visto tante cose, perché poi per abbassare la pressione avversaria, perché la pressione della Meta Catania è una pressione forte, la pressione che va a lavorare una prima linea coi cambi, e quindi la pressione alla palla deve essere veramente feroce, e la Meta in questo potrebbe scrivere dei trattati, e l'ha fatto molto bene. Quindi in gara 1 e in gara 2 abbiamo visto tanto Victor Lopez con il gioco per poter abbassare la pressione, soprattutto per poi magari poter distribuire palloni sulle proprie bande. Dall'altra parte lo sappiamo, il gioco di Pedro Siqueira fuori è un gioco che può includere proprio lui come quinto per poter calciare, per poter poi andare a scaricare palloni sui laterali. Ma sentiamoci l'inno. L'urlo del Pala Catania,
per accompagnare Meta e L84. Adesso al fischio d'inizio campeggia al centro la Coppa del Campionato, eccola, il gruppo arbitrale: Manzione, Colombin, Piccolo, Sgueglia e Certa. Le maglie sono quelle che conoscete, la rosso-azzurra per la Meta Catania, la nero-verde per la L84 alla sua prima finale scudetto. La Meta che cerca invece il tris dopo i trionfi del 2024 e del 2025. Vincere 3 scudetti consecutivi è un'impresa riuscita a 4 squadre. Roma Calcio 5, BNL, Luparense e Italservice Pesaro. La L84 a salutare i tifosi arrivati dal Piemonte. Un po' di fischi per loro, anche se l'altra sera ho visto anche tanto fair play e tanti sorrisi dall'una e dall'altra parte. Scena più bella è quando Victor Lopez è uscito in lacrime per uno stiramento, uno strappo, insomma un problema sicuramente al flessore, e tutto il palazzetto ha applaudito l'uscita di questo portiere, perché ha riconosciuto poi, sai, il dolore per non poter aiutare la propria squadra, perché come ha detto anche Cuzzolino nell'intervista pre-gara, sai, le finali scudetto non è che le giocano tutti poi, quindi e il palazzetto ha capito esattamente questo dolore che ha provato questo ragazzo, che ha fatto una gara 1 e metà gara 2, poco più di metà gara 2, anche molto bene. Intanto i due capitani, Musumeci e Cosico, appunto con il gruppo arbitrale. Avete visto in tribuna il presidente della divisione Stefano Castiglia, soddisfatto per una stagione di futsal ancora molto bella, molto piena. Andiamo con le formazioni per capire come i due allenatori spagnoli, entrambi, Warra per la Meta e Rios per la L84, cominceranno la partita. La Meta Catania rimette dentro subito, diciamo, i titolari, quelli che invece aveva un po' sorprendentemente escluso pochi giorni fa: Pedro Siqueira, Bocalo, Sturmena, Musumeci, il capitano, e Pulvirenti. Dell'assenza di Victor Lopez, portiere della L84, vi ha già detto Daniele Mennini. E allora Keke Rodriguez in porta, Maxi Rescia, Tuli, Cosico, Cuzzolino. Anche qui direi nessuna grande sorpresa. No, decisamente no. L'84 che partirà presumibilmente con Tuli a fungere da falso pivot, apertura di 4 come abbiamo visto già nelle 2 gare, molto più definito con il 3-1 la Meta Catania. Comincia la L84 che in questo primo tempo attaccherà da destra verso sinistra. A bordo campo Saluto, pronto a sostenerci per tutte le indicazioni, le curiosità che arriveranno proprio da lì Fabio Morra. E intanto Tuli è pronto a far rotolare per la prima volta il pallone sul parquet del Pala Catania. È cominciata gara 3 della finale scudetto, la chiusura di Turmena su Rescia. Si comincia così: Siqueira, Musumeci va per terra, non hanno fischiato gli arbitri. Qualche lamentela da parte della Meta Catania. Musumeci è caduto praticamente a faccia in giù, adesso si sta rialzando con un po' di fatica, aiutato in primis da Leo Cuzzolino. Intanto subito 2 cambi per la Meta, ovvero Podda e Albertico. E Sacon, anche 3 lui. cambi. Podda, Musumeci, eccolo Podda, ha segnato il gol del momentaneo 1-1 in gara 1 a Biella. Il gol del giocatore sardo nel mezzo della doppietta di Cosico. Aveva vinto 2-1 quella partita la squadra di Rios. 6-3 invece, punteggio più netto, più largo per la Meta 2 giorni fa. Tuli, eccolo Cosico, fischi per lui. Cuzzolino, palla in verticale a cercare Tuli,
Sta entrando Maxi Rescia, la tiene Tuli, Sacon in marcatura, sta arrivando Guzzolino, pronto col mancino, palla nel mezzo, non trova l'impatto Tuli, era una grande idea di Guzzolino. Certo, subito la verticalità con Tuli che si è proprio andato a mettere in posizione di pivot, ha aspettato il movimento dei propri compagni, molto bello quello di Josico, a tagliare e a far aprire Guzzolino, che poi ha fatto finta di tiro per poi andare a ricercare Tuli. Palla un po' troppo indietro. Podda non colpisce benissimo, la palla è fuori, la rimessa laterale per la L84. Josico, Rescia, Guzzolino, ancora il capitano, fronteggiato da Podda. Pedro Siqueira, pallone altissimo, con i pugni esce Fuori area tanto, Caiche. Fuori area tanto, Sì, da qui le proteste del Catania. Infatti Colombini ha fiscato subito fallo. E ovviamente è entrato Turmena su un calcio di punizione da quella distanza su quel lato, perché poi lui inevitabilmente si andrà a mettere non in posizione di sparo, ma me lo aspetto dall'altra banda con i due mancini, ovvero lui e Podda. Andranno magari a sfruttare qualche blocco, qualche uscita, qualche blocco e sfilo. Intanto è entrato anche Bocao e nell'84 primi momenti di partita per Lucas Siqueira. Gol fantastico l'altra sera per il fratello di Pedro. Albertico e Bocao vicini al pallone. Bocao segnalato alla vigilia con qualche piccolo problemino muscolare, ma evidentemente tutto rientrato. Ecco la palla dentro, Albertico. Questa volta Lucas Siqueira ci mette una pezza. Uno schema che la Meta Catania ha ben sfruttato l'altra sera. Rescia, Guzzolino, l'asse tutto argentino, palla di ritorno per lo stesso Maxi Rescia, non va, Bocao si perde un po' lì nel traffico, decide di buttare palla fuori. Passato 1 minuto e mezzo e la Meta Catania ha già messo 8 giocatori di movimento. La botta forte di Josico. Rientra Sacon, è entrato anche Gianluca. Sì, già rotazioni complete per Warra. Tuli, tocco corto, Guzzolino, palla di ritorno, deviazione, rimessa laterale per i neroverdi. Guzzolino ha cercato la super giocata acrobatica Maxi Rescia. Lui è un maestro nel nascondere questa giocata, no? L'abbiamo visto anche in occasione del gol di Giulio De Oliveira di testa, proprio in gara 2, tirato di prima a mezza altezza anche questa volta. Maxi Rescia difende, Josico, la palla gli rimane tra i piedi, tocco dietro per Guzzolino, vicino c'è Tuli, lui invece va più largo a sinistra da Josico, giocata orizzontale per Guzzolino, arriva Tuli, Guzzolino, Josico, sinistro, deviato da Gianluca, bordocampo Fabio Morra. Dopo 40 secondi, buonasera a voi, ha fatto l'ingresso a Palasport, il tifo organizzato dalla Meta Catania, che parte anche della curva nord del Catania Calcio. Tuli, Guzzolino, Albertico sbarra il passo dinanzi a Leandro Guzzolino. L'occasione precedente proprio abbiamo visto la stessa identica occasione del gol del 2-1 dell'L84, ovvero apertura di 4 con Tuli che fa un movimento a mezzaluna dove poi va a bloccare chi va a marcare Guzzolino, apertura per Josico, questa volta la Meta si è mossa bene preventivamente. Podda lo chiude Josico, il guizzo di Podda, va in scivolata Josico, la rimessa sarà per Catania, rimessa, non c'è fallo, anzi angolo direi.
arriva Gianluca, non c'è l'intesa con Albertico. Giocata bene questa palla, perché sono andati a bloccare bene Cuzzolino, che sarebbe stato colui poi che sarebbe dovuto andare in uscita. Tuli ha provato a far sfilare il pallone con la marcatura strettissima di Sacon. Giocati i primi 2 minuti e mezzo di questa gara 3 di finale scudetto al Pala Catania. Pedro Siqueira, al volo Gianluca per Albertico, c'era stata una deviazione, rimessa e poi Turmena con il pallone alto, neanche di tanto. Quando l'L84 va a pressare Pedro Siqueira, a pressare forte, la Meta Catania sa uscire proprio bene con questo gioco sulla banda, per poi andare subito di prima a cambiare banda, e lì c'è il 2 contro 1. È entrato Liberti, intanto Albertico passa, Albertico era riuscito a sgusciare via dalla marcatura di Luca Siqueira. Fallo cumulativo, ovviamente. È entrato anche Fortini. Liberti sposta palla il Diavolo, eccolo Fortini che invece il pallone lo alza. Silvestri di testa. Vedi, questo anticipo di Silvestri è dettato dalla pressione forte sul pallone, perché poi è quella che ti fa giocare, ti fa permettere di marcare di meno, no? E quindi puoi andare a coprire. Passa Liberti, grande giocata, palla dentro! E il gol di Salas per il vantaggio dell'L84. Era tutto solo Van der Salas, è sbucato dal nulla. 1-0 L84. Con la giocata del mancino a destra, che fa sempre questa quando non c'è il blocco. Liberti è bravissimo, l'abbiamo visto anche in queste 3 gare. 1-2, palla c'è, palla non c'è, crea superiorità, e poi guarda che palla sul secondo, dove Van der Salas già lo ha capito che deve stare lì, perché la palla gli arriva lì, anche con il piede debole di Liberti. Quella palla arriva lì, dove lì Pedro Siqueira di certo non può fare niente. Non c'è marcatura su Van der Salas e segna il gol dell'1-0. Giocati 3 minuti e la finale numero 3 si è sbloccata. E quello che ci ha fatto vedere già queste prime 2 gare è che ogni volta che poi una squadra ha segnato, sulle ali dell'entusiasmo ha continuato ad attaccare forte. Lo abbiamo visto in gara 1, lo abbiamo visto in gara 2, dove poi la Meta ha iniziato a mettere una pressione devastante in occasione dei gol. Silvestri va in anticipo su Van der Salas, il suo terzo gol in questi playoff. Luca Siqueira, Caiche, palla di facilissima lettura per Pedro Siqueira, che rilancia subito verso Musumeci, la sponda, il salvataggio di testa di Liberti. Musumeci, Turmena non riesce a tirare da lì, allora il tocco corto necessario per Musumeci, che cade attaccato da Van der Salas, ancora in piedi, rimessa per la L84. Liberti batte, Bocaure spinge, Luis Turmena ci mette il piede, Fortini recupera, ancora Musumeci va al recupero, Liberti, Luca Siqueira, la porta poi apre per Liberti, palla che passa, buona per Luca Siqueira, ancora raccoglie Van der Salas, tocco dentro Fortini, ha provato a calciare con il sinistro, non granché.
Qui potenziale, altra occasione per la L84 che recupera ancora con Fortini, si allarga Liberti, palla nel mezzo, a cercare ancora Salas che questa volta quasi fa il difensore ed è lui che spinge il pallone lontano dalla porta. Neanche 5 minuti quante già occasioni da gol abbiamo visto, o anche magari potenziali, no? Come la transizione di prima della Meta Catania, che era stata brava in prima linea con Musumeci a rubare un altro pallone, poi non è stato fortunato nel portarsi avanti con lo stop, contro transizione dell'L84. Musumeci, Pedro Siqueira, e questo è un tema visto tantissimo l'altra sera, decisivo Maxi Rescia qui per anticipare Pulvirenti, perché l'L84 in gara 1 difendeva 2-2 con i due della prima linea molto larghi, e allora in gara 2 Wanrach è andato a piazzare Bocao in mezzo, quindi l'L84, la controrisposta è stata ok, partiamo 1-2-1 per poi aprire e rimetterci ancora 2-2. Musumeci sposta palla destro, ancora Maxi Rescia attento su Pulvirenti. Batte Bocao, ma c'è il fischio arbitrale. Mancata un po' di distanza di Tuli. Eccolo Turmena. L'84 in questi primi angoli si è messa 2-2 a difendere, non col classico 2-1-1, ma vedi, sta difendendo proprio 2-2 per evitare proprio il blocco in mezzo, e c'è già uno pronto per uscire, perché Osico è vero che fai meno densità dentro l'area di rigore, però almeno ti va a levare diciamo il problema dell'uscita dai blocchi. Ancora Turmena, tira altissimo. Giocati 5 minuti, L84 avanti 1-0 grazie al gol di Van der Salas, che da paraguaiano immagino sarà contento dell'impresa della sua nazionale di calcio a 11 ieri ai mondiali contro la Germania. Discreta notte per Van der. Faccia a faccia tra Colombin e Tuli, si batte Musumeci dietro Pedro Siqueira, e l'L84 prima di pressare aspetta un po'. Qui lo fa Maxi Rescia che devia, nonostante lui abbia idee diverse rispetto a quelle dell'arbitro che ha segnato la rimessa alla Meta Catania. Osico può giocare d'anticipo su Pulvirenti per poi rilanciare, non lo fa benissimo Pedro Siqueira. Per adesso la L84 sta gestendo bene la palla, la pressione della Meta per adesso non sta avendo successo. Prima solo Musumeci è riuscito a recuperare una palla in prima linea, noi lo sappiamo quanto la Meta poi sia pericolosa, perché con questa pressione forte, lavorando con i blocchi, perde poco campo, e se tu inizi a condurre così, se non hai appoggi loro te la portano via oppure ti conducono fuori. Tremendamente efficace intanto la pressione di Pulvirenti che ha indotto Osico all'errore, poi Sacon, palla altissima, eccolo il destro del 20, però vedi palla rubata, o meglio palla che hanno costretto all'errore. Giulio De Oliveira dopo battono subito il laterale veloce, controlla con il pallone ancora dentro il campo. Osico, Rescia ha scambiato già con Cuzzolino. Osico con Albertico dinanzi, non passa Osico. Vi raccontavamo già l'altra sera di come sia uno degli ex di questa partita, ha giocato a Catania stagione 2021. Podda, Pedro Siqueira, il pallone alzato per Albertico, la sponda Maxi Rescia, mette fuori. Quanto la fanno bene questa palla, sempre sulla
sulla corsia di sinistra, una volta è Pulvirenti, una volta Albertico, però la vanno sempre a prendere loro, sfruttando poi la torre. Albertico, Sacon, poi Albertico va al contatto con Caiche. Albertico invitato energicamente dall'arbitro a rimettersi in piedi, non c'è nulla, si gioca, lo fa Cuzzolino, Cosico attira su di sé Podda, palla dentro per Cuzzolino, era una buonissima idea, con un pallone però che se ne va. Boccao, Albertico quasi sembra scivolare sul parquet. Gianluca, Boccao, Podda, Gianluca, Albertico va a ricevere, largo sulla banda, Rescia ci mette un tocco, devia, poi non può arrivare Gianluca. Ora la L84 sta velocizzando i cambi, stanno diminuendo sensibilmente le rotazioni a livello proprio di minutaggio. Attenzione a Luca Sichera che recupera dopo un brutto controllo di Boccao e quasi mette Giulio De Oliveira davanti alla porta avversaria. Prova ad uscire con triangolazione la meta, ma finisce soltanto con regalare una rimessa alla L84. Adesso va con Liberty. Palla dentro, De Oliveira, il tocco per Luca Sichera che stava arrivando. Gianluca vuole ripartire, controllo difficoltoso, alla fine Liberty gli scippa la giocata. Caiche trova libero Liberty, può andare Liberty centralmente, sposta palla, attaccato fallosamente da Luis Turmena. Che inizio del diavolo, Dani. Che qui ha creato un'altra superiorità numerica, fa finta di andare a sinistra, poi lo tocca il 17, lo vediamo qua proprio sul ginocchio sinistro, altra giocata del Diabolo Liberty. E ora ovviamente esce Liberty per far entrare spazio a Cuzzolino, che quando prende il pallone così per cercare la valvola non è mai un buon segno per i polpastrelli dei portieri avversari. E infatti la nostra regia va subito a cercare lo sguardo di Pedro Sichera. Cuzzolino si allontana, rimane Tuli, la punta, deviazione rimessa nero-verde. Luca Sichera, Cuzzolino, Cosico attaccato da Luis Turmena, Caiche non trema sull'arrivo di Turmena, anche se poi sulla pressione avversaria la L84 deve liberarsi un po' frettolosamente del pallone. La meta, la pressione del portiere la va a fare inevitabilmente, certo, ovviamente non a 30 metri di distanza, ma con il baricentro per cui gioca la meta, la pressione sul portiere è proprio inevitabile. Segue sempre lo scarico chi va a pressare la palla. Turmena ha spostato palla sul destro, gran botta fuori però. Quindi questo è proprio il gioco della meta, far salire Pedro per poi dare la palla ai laterali che hanno sempre quel metro di vantaggio che poi consentono di puntare, e quando ti punta Turmena, quando ti punta Podda, quando ti punta Musumeci, insomma pericoli se ne creano inevitabilmente. 4 secondi fischiati a Caiche, che ha allargato un po' le braccia, ma è stato fischiato fallo contro. Ovviamente non è un fallo cumulativo, è un fallo di seconda, quindi si rimane sempre 2 falli commessi per l'L84 e 1 per la meta. Boccao sposta lateralmente il pallone a beneficio di Turmena, che adesso va all'1 contro 1 con Fortini. Ancora insiste, Turmena passa e Albertico quasi fa gol con la punta del piede. Lo stop and go di Turmena è incredibile, ti porta dove vuole lui, poi sterza. È passato Liberty, ma la palla è uscita. Infatti il pivot, che in questo caso era Albertico, parte largo
per poi fare subito il taglio sul primo palo, perché sa che Turmena inevitabilmente o si accentra e scarica sul sinistro, oppure quando va sul destro te la mette subito in mezzo. Ma lo stesso Pulvirenti. Pedro Sichera rinvia non benissimo qui Albertico, la meta comunque guadagna rimessa laterale. Turmena, le finte su Cosico che però non lo molla. Turmena va da Albertico, sente la pressione di Luca Sichera, poi Cuzzolino, recupera ancora Albertico, Musumeci per Sacon. Appena difettoso questo passaggio, ma è quella appena che fa la differenza. Eh sì, perché qua sarebbe stato un 3 contro 2 su una palla recuperata lì in prima linea, no? Il recupero sulla perdita del pallone è fondamentale per la meta. Qua è stato bravo Albertico, scaricato subito a Musumeci e lì secondo me ha perso un secondo per aprirsi. Pulvirenti mette giù, pallone che stava diventando un po' problematico, lui lo fa bene, poi Musumeci, fallo di Tuli, terzo fallo per la L84. Fallo, vediamo le due mani. E poi ha battuto male la meta Catania. Heiger Rodriguez, brasiliano, classe 2002, arrivato svincolato a ottobre dalla Roma dopo 3 stagioni trascorse nella capitale. Musumeci, primi momenti di partita anche per Murilo Schiocchetti. Intanto Musumeci era fatto trovare libero sul pallone del compagno. E qua Tuli si è completamente scordato le spalle, a breve lo possiamo rivedere, completamente scordato. Qua poi Musumeci è stato bravo a dare la palla sul secondo, il compagno non l'aveva capito, era rimasto un po' troppo al centro all'area di rigore. Non c'è sbocco per la manovra della meta. Cosico, finta, poi Podda segna il gol dell'1-1 sull'errore di Cosico. Esplode il Pala Catania, 10 minuti di partita, 1-1. È sempre la prima linea, Pulvirenti fa un cambio bellissimo, ha capito le difficoltà di Cosico prima ancora che ce le avesse, lo ha capito, quella prima linea lì non indietreggia mai, rimane sempre alta, cambio difensivo fatto alla perfezione, palla recuperata e poi Podda glaciale, guardalo qua Pulvirenti che già aveva chiuso tutto lo specchio, poi serve sempre il piede, serve sempre la freddezza per tirare dal basso verso l'alto sotto l'incrocio. Time out di Agorios. Segna il suo sesto gol in questi playoff. C'è time out di Rios. E sicuramente il time out è stato fatto proprio per l'uscita, sia quando si mettono di 4, ovvero quando non c'è né De Oliveira né Van der Salas in campo, ovvero Tuli, oppure quando ci sono i due pivot, perché poi la meta, questa roba qui della prima linea con i salti te lo fa, con i cambi difensivi te lo fa proprio bene. In questa bolgia che il Pala Catania diventa complicato cercare di intuire, intercettare, di capire quello che succede nei time out. Soprattutto dopo il gol, no? Era successo anche in gara 2. Vedi, Agorios aveva chiamato time out appena la meta aveva segnato. E la bolgia. Pedro Sichera
tira direttamente fuori. Quello che ha cambiato l'L84 rispetto a gara 2 è che ormai il portiere lo vanno a pressare subito, non aspettano come magari è successo anche in gara 1 e inizio gara 2. Ora l'L84 va subito a pressare Pedro Siqueira. Musumeci, Rescia su di lui, senza fallo. Osico passa, poi Giulio De Oliveira, ancora Schiocchetti. Grande gol della L84. Azione veloce, azione perfetta, l'azione che vale, il 2-1. Sì, su questa palla lunga qua c'è stato un duello perso da Musumeci, che credo che ora abbia richiesto il video supporto, però poi sono usciti in una maniera, tre tocchi, qua rivediamo l'ultimo, ma questo di Giulio De Oliveira è un grande pallone, guarda con che tempi e con che qualità di palla. Video supporto per il fallo su Musumeci, suppongo. Sì. Però sai cosa? È che il metro adesso per ambo le squadre è stato questo fallo non è stato mai fischiato, quindi io non credo che cambino idea. Ricordiamo sempre che per il video supporto gli arbitri hanno diverse immagini e telecamere in più rispetto alle nostre molto più televisive. Manzione e Colombin davanti al monitor. Di revisione, prima della rete nessun fallo è stato commesso, decisione rete convalidata. Tutto come avevamo anche noi pensato, immaginato. Il gol dell'84 è valido. Questo il contatto tra Maxi Rescia e Musumeci. Il contatto c'è, non è che possiamo dire che il contatto non c'è, perché da questo replay lo abbiamo visto. Nulla di irregolare, quantomeno questo hanno deciso sì, i due arbitri davanti al monitor. È tornata in vantaggio la L84. Bordocampo Fabio Morra. Solo per ricordare ovviamente che la Meta Catania non potrà più chiamare il video supporto nel primo tempo, perché la decisione non è stata a suo favore e quindi praticamente ha esaurito la possibilità di chiamare il video supporto. Perfetto Fabio, giusto ricordare questo in termini di regolamento. C'è una chiamata per ogni tempo a disposizione delle due squadre. Podda, Pedro Siqueira, va a Schiocchetti su Musumeci. Pulvirenti, Boccao, Podda, attaccato da Osico, ancora Boccao, Podda. Non può che tornare indietro, va da Musumeci, palla alzata verso Pulvirenti. Grande doppietta l'altra sera per Gio Pulvirenti. Podda, lui, Musumeci, Pulvirenti, tutti a quota 6 con i gol in questi playoff scudetto. Musumeci prova a girare intorno a Osico, sta arrivando Podda, tira da posizione angolatissima, non era facile. Ancora Musumeci, costruisce la Meta Catania. Guardate Osico, aggrappato al capitano della squadra avversaria. Perché Musumeci vuole sempre l'isolamento, quando si mette così vuole l'isolamento e si vuole andare l'1 contro 1. Gira sul mancino, palla che sbatte sul fianco di Pulvirenti e infatti la rimessa è della L84. Qua sono stati bravi i laterali, prima Murilo Schiocchi a destra, 1 contro 1 contro Podda, ha tenuto molto bene, dall'altra parte ha tenuto altrettanto bene Osico contro il capitano, perché i duelli individuali di queste due squadre fanno tanta differenza, e l'abbiamo visto anche in occasione del primo gol di Liberti, duello individuale. Guzzolino lancia, Liberti, buon il controllo, poi il rimpallo lo sfavorisce, la rimessa è per la Meta. Era entrato Sacon e batte lui. Tuli di testa abbastanza comodamente, anche se deve indirizzare lateralmente e quindi concede rimessa alla squadra campione d'Italia, che la scorsa primavera ha vinto anche la sua prima Coppa Italia. Turmena, deviazione di Caiche.
perché poi anche un tiro da 16-17 metri come questo di Luis Turmena diventa pericoloso, perché poi Pulvirenti ti passa davanti, quindi la palla la vedi sbucare, c'è Tuli che inevitabilmente in marcatura ti occupa un po' di visibilità, e proprio questo sta dicendo Caicche. Bordocampo Fabio. Piccola curiosità per quanto riguarda Murilo Schiocchet, che ha vinto lo scudetto a Pesaro insieme a Cuzzolino, De Rivero, Fortini, che invece avevano vinto lo scudetto assieme nel 2021, 2021, 21-22. Poi nel secondo anno c'era anche Murilo Schiocchet. Turmena con Tuli che si mette dinanzi al suo portiere. Pedro Siqueira. Ed eccolo qua l'84 con l'1-2-1 di partenza e non più 2-2. Turmena, Fortini su di lui, Turmena, esita, ancora la gioca, ancora Turmena, deviazione di Liberti. Stavo vedendo, Diego Rios ha detto scrivi a un suo collaboratore, perché questa è la situazione che l'84 non deve fare. Vedi, quando ti fai puntare da Turmena è sempre un pericolo in quella parte lì, quando sei schiacciato, quando sei fermo e non sei in dinamica, quindi fai fatica, se parti così basso fai fatica poi a uscire con i tempi giusti. C'è time out chiesto da Guarra per la Meta Catania. Calma. Facciamo 30 con 32, lui sei fuori, ok? Sacon, tu sei qui, ok? Vieni, lascia bene la palla, ok? Facete il cambio senza toccare la palla, ok? E mostra ex suolata per lui per fare 32. Vale Bianco, sinistro, fai 32. Ok? Tu sei fuori, devi essere aperto per aprire la difesa. Bene? Chiaro? A 5 metri. A 5 metri. Oh ragazzi, di più! Andiamo! 1, 2, 3, Catania! Time out per la giocata. 30 con 32, quindi ovviamente 30 secondo me è un'impostazione e poi 32 è chi andrà a calciare sfruttando magari un blocco, però è un time out puro, un time out puro sulla giocata. Aspettiamo il rientro in campo anche dell'84, che si concede ancora qualche attimo intorno al suo allenatore. Gianluca pronto per battere l'angolo. Meta con Gianluca, punto, Sacon, Albertico e Turmena. Rimasta 2-2. Va Sacon. Rimasta 2-2 e soprattutto senza ultimi di ruolo, anche se Tuli poi lo può fare, però senza né Rescia né Lucas Siqueira. Ed eccolo qua di partenza l'1-2-1 dell'L84. Sacon, Pedro Siqueira attaccato da Fortini, poi Turmena. La palla era stata pensata per Albertico, che si era appostato vicino al palo. Eh sì, perché qua hanno difeso come se stessero difendendo 2-2 come movimenti, ma erano partiti di partenza 1-2-1, quindi quando la palla va sul lato non deve uscire il pivot ma deve uscire il laterale. Al volo ha provato Gianluca, la palla esce, ricomincia Cuzzolino, Tuli è partito centralmente proprio Cuzzolino, ha visto la traccia Tuli, ha visto aperto il corridoio. La palla però se ne va lateralmente rispetto al giocatore argentino. Turmena. 7 minuti ancora da giocare in questo primo tempo. Tuli su Albertico. Tutto buono. Liberti si dimentica il pallone che gli passa letteralmente sotto la scarpa. Diego Rios continua con Tuli ultimo, né Maxi e né Lucas Siqueira. Pedro Siqueira si avventura, lascia libera la porta Fortini 3-1 L'84 sull'uscita un po' sventurata di Pedro Siqueira. Fortini lo punisce e adesso è +2 per i neroverdi. Eh sì,
qua Pedro Sichera se l'è allungata un po' troppo. Fortini è stato bravo a non indietreggiare, a rimanere lì alto con la prima linea, poi è stato bravo qua a anticipare l'avversario, a metterci l'esterno. Vedi qua, eccolo qua lo stop con il destro, vedi la palla se l'è allungata un po' troppo. Fortini era lì pronto, non è indietreggiato, e poi è stato bravo perché gli stava arrivando addosso un avversario, è stato bravo con l'esterno a mandarla dritta per dritta. Questo gol, attenzione, perché questo è un gol che può cambiare da un punto di vista mentale, non di certo del risultato. Cuzzolino per Tuli, Pedro Sichera questa volta bada al sodo. Tuli alza il pallone per Cuzzolino, provate a piazzare forse il pallone qui, non la scelta migliore. Intanto Fortini recupera un altro pallone o ci va abbastanza vicino. Sì, il suo terzo gol in questi spareggi per Giuliano Fortini. Sì, la voleva dare Cuzzo lì sul secondo palo. 4 secondi sì, per Pedro Sichera. Bordocampo Fabio Morra. Grande rabbia sulla panchina della Meta Catania da parte di Turmena, da parte di Pulvirenti per le decisioni arbitrali di quest'ultimo momento. Grande soddisfazione invece ovviamente sulla panchina dell'84 con i giocatori ovviamente che stanno dialogando tra di loro, si stanno incoraggiando, si stanno sostenendo, e c'è il mister che è soddisfattissimo di come si sta comportando la sua squadra in campo. Poi Fabio, se vai in avanscoperta sulla panchina o lì dal crono, ci dici chi è stato ammonito, perché abbiamo visto un cartellino giallo sventolato a un componente della panchina, non so se è stato un giocatore o un dirigente. Per la prima volta in questa serie di finale è l'84 avanti di 2 rispetto alla Meta Catania, sia in gara 1 che in gara 2 era stata la squadra torinese al massimo in vantaggio di un gol. Non c'è stato nessun cartellino. Quello che intanto Albertico giù, si lamentano un po' tutti al Pala Catania. Anche qui si gioca, Cuzzolino, Rescia, alza il pallone, Boccao, attenzione, Salas recupera. Questo lo voglio rivedere, Ovviamente non hanno video supporto più la Meta Catania, questo lo voglio rivedere. Mi è sembrato un po' in ritardo l'intervento del difensore dell'80. Questo è stato fischiato il fallo di mano di Vander, però prima in area di rigore della Meta voglio rivedere questo di Maxi Rescia sul piede di Albertico. Intanto Salas controlla male, Boccao protegge l'uscita di Pedro Sichera. 5,5 da giocare, ecco il pallone altissimo del portiere della Meta per Albertico che mette giù, bene, palla che non passa, devia Maxi Rescia, Albertico batte in fretta, Podda, vediamo che se sposta palla sul mancino, invece lo fa sul destro, Podda, Salas chiude, riparte, ancora Salas, si imbola, vince la concorrenza di Albertico, Maxi Rescia quasi cadendo a Van der Salas, grande progressione, grande sfondamento anzi sulla banda di sinistra. E quando i pivot tornano sempre dietro linea palla, recuperano palle e poi danno vita anche a una ripartenza, sempre il lavoro sporco che non vedi. Boccao, Albertico sull'uscita del portiere che però lo costringe a defilarsi tanto. Proprio così, poi ha rischiato tanto Caiche perché è uscito anche fuori area, quindi se poi il tiro di Albertico fosse finito sul braccio di Caiche sarebbero stati dolori. Vedi qua, vedi poi scivola e va a mettere le braccia e poi sulla scivolata le braccia vanno fuori. Tutto questo mentre Maxi Rescia era andato a coprire sul palo. Quello di Vander prima è stato il quarto fallo, Gli ultimi 5 minuti, ora la L84 avrà un solo fallo. C'è bisogno di asciugare un po' il pallone. Ricordiamo che Victor Lopez non è neanche nei 12, ma c'è Gattarelli, fratello, che gioca al Pomezia. Cosico, le finte su Podda, De Oliveira, Liberty,
Sichera ancora per Liberti, rompe sulla scena Podda, sinistro Pulvirenti e 2-3. Stava ancora tremando la porta di Caiche dopo la botta terrificante di Podda. È arrivato poi Pulvirenti che conferma di essere un grande bomber. Podda ha completamente detonato i pali e poi è stato bravo Pulvirenti, è fortunato perché poi Giulio De Oliveira per coprire più spazio è andato giù, vedi, e quindi poi la palla si è alzata. Il tiro di Podda, ragazzi, è una roba devastante, però poi è sempre la provvidenza col 6, la provvidenza col 6 a fare le fortune della Meta Catania. Però su un'altra palla persa brutta della L84, facile lettura, contro transizione, scarico su Podda. È il 7° gol di Giovanni Pulvirenti in questi playoff scudetto. Osico, Bocao lascia passare il pallone per Pedro Sichera che alza poi, Caiche bene con i pugni qui, Giulio De Oliveira allontana, può andare a replicare l'azione ancora il portiere della Meta. Pulvirenti cercato e trovato, la buona chiusura di Luca Sichera. Atmosfera bollente al Palacatania, Podda ci riprova, questa volta trova proprio Pulvirenti invece ad opporsi alla sua conclusione. Sentitelo il ruggito del Palasport di Catania, momenti davvero caldissimi in questo finale di primo tempo. Il punteggio dice Meta 2, L84 3. Ed hai visto Podda, no? Ancora on fire dall'azione del gol di Pulvirenti, visto che aveva tirato quel missile, ha provato ancora un altro tiro da fuori. Rimessa Meta, un po' di nervosismo. Sì, chi poi la palla non la lascia ma la tira dà sempre fastidio all'avversario. Sentite il Palacatania. Ora qui più che un palasport sembra un anfiteatro romano. video supporto, perché l'ha chiesto Rios per Pulvirenti forse su Liberti. Bordocampo Fabio. Sì, Pulvirenti, chiedono l'espulsione di Pulvirenti. Ok. A me non era sembrato, devo dire, un gesto così da rosso, però ora magari lo andiamo a rivedere. Sì, arriva il video support su richiesta della panchina dell'L84. Forse l'ha preso per il collo, ora lo vediamo. Allora, questo scontro con Pulvirenti che butta via il pallone, poi c'è questo contatto. Questo secondo me è quello dopo, quando poi Liberti tira via il pallone. Qua prima c'è Musumeci e poi arriva Pulvirenti. Eccolo qua, questo. Beh, vabbè, un cartellino rosso direi proprio. No, direi di no. Mai. Infatti abbastanza eloquente anche la reazione e la gestualità della coppia arbitrale, come a dire, ma qui non c'è nulla. No, insomma, il rosso, il gesto deve essere tanto violento, A seguito di revisione, nessuna condotta violenta è stata commessa dal giocatore numero 6 del Catania. Si riprende con la rimessa laterale. E si riprende a 3:44 dalla fine di questo primo tempo, che in quanto ad intensità, caro Mennini, mi sembra già 5 gol in neanche 17 minuti, una finale secca, 5 gol ma anche tante occasioni, tutto il resto. Sì. Adesso ti faccio la domanda che forse tanti a casa si fanno da profani:
perché sprecare un video support per una situazione come questa molto labile? Ma perché sai, manca 3 minuti, se fosse stata al 15esimo, al 12esimo non l'avrebbe mai sprecata. A 3 dalla fine dici vabbè, me la gioco, però questo è fallo di Giulio De Oliveira, ammonizione, quinto fallo per l'L84. Bordocampo Fabio. Come hai detto tu giustamente, perché poi l'L84 adesso non potrà chiedere più il video support nel corso di questo primo tempo. L84 che adesso dovrà a livello disciplinare gestire con grande attenzione questi ultimi 3 minuti e 20, netto, perché dopo questo fallo di Giulio De Oliveira ha raggiunto il limite consentito prima di concedere agli avversari un tiro libero. Intanto Turmena piazza il pallone. Non l'avrei mai detto, sai? Ora sono curioso di capire se però ci sarà una giocata a 2, ci sarà un'uscita dai blocchi, ci sarà anche il calcio diretto. Caiche accetta il tiro, quindi ne va a mettere uno in barriera e uno che scala sul palo. Ha piazzato Maxi Rescia sull'altro palo e Tuli che lì deve ballare, perché deve fare attenzione al taglio di Musumeci o di Turmena, in base a chi tirerà, e anche a Pulvirenti. Parte Musumeci che però si allontana, ovviamente lasciando lo spazio a Turmena che tira addosso alla barriera e poi ribadisce ma non bene. Liberty, Maxi Rescia, lo chiude Turmena. Pulvirenti prova a circumnavigare intorno a Liberty, non era facile però. Poi Turmena spinge su Maxi Rescia, vorrebbero un intervento arbitrale che non c'è. E alla terza c'è distanza, giallo per Maxi Rescia. No, per Tuli, alla terza distanza non data, ovviamente è inevitabile il cartellino giallo. E Turmena poi va a caricare la sua tifoseria. Vedi qua, eccolo qua, Tuli che si è rimasto proprio attaccato al pallone. Ovviamente non è nessun fallo cumulativo, ma solo cartellino giallo per il 6. Bordocampo Fabio. Ammonito Tuli. Ah, Tuli, ok, grazie. Turmena, avendo cambiato affetto difensivo sugli angoli in questa gara 3 l'L84 con questo 2-2. Poi il blocco, eccolo Tuli e Pulvirenti quasi fa 3-3. questa capacità Fortini di pressare la palla in una maniera. Tuli tira addosso a Pulvirenti per prendersi la rimessa. Ora l'L84 sta facendo fatica ad uscire. Fortini, Liberty, ancora Fortini, ragiona Tuli di fronte a Pulvirenti, palla che non passa, Pulvirenti ancora bravo nel recupero, poi Boccao prova a scucchiaiare per il compagno, Maxi Rescia, palla innocua per Pedro Sichera. Pulvirenti di testa, Tuli, rimessa L84. Hocico sposta palla velocemente, Hocico va, Murillo Schiocchetto rimane un po' sorpreso, un po' impreparato dal passaggio del compagno e gli arriva da dietro.
Pedro Sichera. Apre per il suo capitano Musumeci. Arretra Turmena, Musumeci la gioca ancora con Murilo Schiocchet. Eccolo il tacco per Turmena. Poi è stato bravo ovviamente Turmena a fare la sovrapposizione, altrettanto bravo poi è stato Maxi Rescia a seguire. Crampi per Tuli. Le gare sono state tanto intense, non mi stupisco di vedere qualcuno con i crampi già al primo tempo, a fine primo tempo. A 1:40 dalla fine di questo primo tempo. Staff medico della L84 al lavoro per aiutare Tuli a rimettersi in piedi. Sente ancora un po' di dolore, un po' di fastidio. Suleiman Hamadi Tuli, alla quinta stagione con la squadra torinese, lui già a Feldi, Rieti e Caos. Con il Caos a livello giovanile vinse tanto, scudetto, coppe. Intanto Musumeci, palla dietro per Turmena che colpisce male, la palla sta scivolando verso la linea laterale. Turmena la gioca per Pedro Sichera, poi Caike costretto con un paio di passi all'indietro a deviare, andando quasi ad infrangersi contro i pali della sua porta. Questa palla è tutt'altro che semplice, perché lì Caike non può stare sulla linea ma deve stare sui 3-4. Sacon alza per Musumeci, allontanato Lucas Siqueira. Adesso il fratello Pedro, che alza per Turmena al volo, male. È rimasta troppo schiacciata l'L84. Bella la palla di Pedro, un po' meno quello di Luis Turmena. Pronto Murilo Schiocchet. A 70 secondi dall'intervallo. Osico va, poi però per lui la strada si restringe e finisce. Podda Pedro Sichera, pallone alzato ancora con i pugni Caike, poi Maxi Rescia, Caike ancora, Cuzzolino. Bravo Caike. Arriva Gianluca, che parata Caike, poi Cuzzolino, l'8 in mezzo a 2, arriva lui prima di Albertico che tocca per ultimo, la rimessa è nero-verde, ha preso anche un colpo Leandro Cuzzolino. Quella che era la vecchietta un tempo, voglio vedere se ha preso Pare, il palo vediamo o la parata. Sai che da Gianluca, parata di ginocchione, Caike. Cuzzolino batte, stanno entrando i suoi, il tocco dietro per il suo portiere, stava arrivando minacciosamente Gianluca, allora palla calciata via. 35 secondi. La meta va sempre a pressare il portiere, lo abbiamo visto. Sacon, Murilo Schiocchet, Rescia, il rimpallo premia Gianluca, Podda, finta, poi ci prova ancora con una botta delle sue, ha deviato Cuzzolino. Altro possesso offensivo per la Meta Catania, in quella che potrebbe essere l'ultima azione del primo tempo.
Sacon aveva trovato Podda nella condizione di poter battere a rete. Allora l'ultima azione potrebbe essere invece dell'L84. Cuzzolino, Tuli rischia tanto qui perché ha colpito male il pallone. Poi buon per i neroverdi, che c'è deviazione della meta. Rimessa di Cosicò, palla verso Giulio De Oliveira, il suo controllo con Sacon in marcatura, si gira Giulio De Oliveira, Pedro Siqueira fa una grande parata decisiva a 3 secondi dalla fine. Gigantesca parata sul movimento da pivot di Giulio, che guarda, da gennaio è migliorato, da quando è arrivato qui ha fatto veramente bene. Intanto De Oliveira ancora, qui da più lontano era più complicato. Ultimo secondo, sirena, e finisce così il primo tempo. Finisce con il risultato di Meta Catania 2, L84 3. Emozioni a raffica al Pala Catania in questa gara 3 che vale lo scudetto del futsal 25-26. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa e poi torniamo con Daniele Mennini per rivedere intanto i migliori momenti del primo tempo. A tra poco. Torniamo amici di Sky Sport in diretta dal Pala Catania e sul parquet con Fabio Morra, il presidente della divisione calcio a 5, Stefano Castiglia. A voi.
Presidente Castiglia, uno spettacolo incredibile al Pala Catania questa sera anche per gara 3. Sì, serate come queste dimostrano quanto il nostro movimento sia capace di coinvolgere, creare grande spettacolo, ma soprattutto questi maxi eventi come gara 3 oggi, palazzetto sold out, quindi grandissime emozioni, grandissimo tifo e grandissimo pubblico. La nuova governance della FIGC con il presidente Malagò, il calcio a 5 che conta sempre di più nelle sedi istituzionali. Sì, domani mi tocca prendere un aereo, primo consiglio del consiglio FIGC dell'era Malagò, il futsal sarà presente e lavoreremo sicuramente con l'obiettivo di crescere insieme. Grazie Presidente Castiglia, a voi. Grazie Fabio, grazie al Presidente Castiglia. Direi che abbiamo ancora un po' di tempo, chiedo alla regia per gli highlights del primo tempo, allora rivediamoli anche con l'aiuto di Daniele Mennini, con tanta gente, palazzetto tutto pieno, pronte Meta Catania l'84 a dare vita alla partita che decide lo scudetto 25-26, ricordando che la Meta Catania è campione in carica, anzi bicampione in carica, e per la L84 è la prima finale della sua storia, L84 che va in vantaggio, gran giocata di Liberti sulla banda e poi Van der Salas tutto solo lì davanti, non può che spingere, anzi toccare il pallone in porta. La replica della Meta Catania con Albertico, con Luca Sichera che ci mette una pezza, poi Cosico subisce la pressione di Pulvirenti e allora sul rimpallo l'estissimo Podda soprattutto fa sempre male il suo mancino. 1-1. Sì, qua Cosico secondo me non ha sentito il pericolo, perché quella palla va buttata via. Qui grande controripartenza dell'L84 e con 3 passaggi arrivata in porta, grande assist di Giulio D'Oliveira per Mulino Schiocche che con il destro tirato dal basso verso l'alto. Durato pochi attimi il pareggio della Meta Catania, poi il 2-1 e addirittura il 3-1. Esce così Pedro Sichera, Fortini legge quella situazione, va al contrasto e soprattutto va al calcio vincente con il destro, poi traversona di Podda che fa tremare tutta la porta della L84, arriva poi ancora per il gol del 2-3 il solito Pulvirenti, ed è questo il punteggio con il quale le due squadre vanno anche all'intervallo pronte a regalarci un secondo tempo ad altissima intensità. Allora ancora un po' di pausa e poi torniamo.
Torniamo in diretta dal Pala Catania in attesa che Meta Catania e delle 84 tornino in campo per il secondo tempo di questa gara 3 della finale scudetto. La mascotte della Meta, l'elefante, animale simbolo di Catania, però poverino. Guarda, stavo dicendo la stessa dentro cosa. Quella maschera. No, anche perché qui veramente ora io mi vado a rinfrescare nell'Etna, se mi butto dentro mi rinfresco, credo. Forza e coraggio alla mascotte della Meta Catania, con all'interno di quella maschera appunto credo un centinaio di gradi. Il mio MVP morale va a lui, ma assolutamente, proprio vince per distacco. Senza se, senza ma. Vince per distacco, è il migliore della serata e di questa serie scudetto, eccolo qua. A Gattino. A Gatino. Forza Gatino, resisti. Siamo con te, saremo con te sempre. Ancora altri 20 minuti di partita, ma essendo un tempo effettivo c'è da soffrire un po' di più. Per quanto riguarda le due squadre, stanno facendo, caro Daniele Mennini, un po' quello che ci aspettavamo in termini di equilibrio e quindi impronosticabile al momento questo secondo tempo che sta per cominciare. No, cioè proprio veramente nessuno penso che possa dire sì, ma ora vedrà che la Meta la ribalta, oppure sì, ora vedrà che l'84 la porta a casa. È una partita che come gara 1, ma allo stesso anche gara 2, sta vivendo anche di episodi e poi le squadre che si portano dalla propria all'episodio lo cavalcano e riescono a mantenere poi quell'episodio lì per i successivi 2-3 minuti. Ma poi di episodi ce ne sono tantissimi, Dani. Perché poi veramente queste gare, sai, anche in questi giorni parlando anche con un po' di allenatori, ci stanno veramente 1 miliardo di spunti perché poi a ogni mossa di un allenatore corrisponde una contromossa dell'altro allenatore. E ne abbiamo viste, no? Abbiamo visto l'L84 cambiare completamente il modo di difendere gli angoli. È partita in gara 1 difendendo il portiere di movimento in un determinato modo, in gara 2 lo ha cambiato, idem l'L84 ha cambiato modo di attaccare il portiere di movimento. Quando ha visto che l'L84 difendeva con il 2-2 allora è andato a piazzare Bocao in mezzo, quando poi l'L84 si è rimessa 1-2-1 allora ha cambiato ancora. Quindi sai, ci sono veramente tante partite nella stessa partita, come ci sono poi tanti duelli, perché poi Turmena, Podda, Liberti, Osico, e poi sai, per non parlare poi del gioco con Pedro, non essendoci Victor Lopez, la L84 lo sta facendo di meno il portiere di momento, anche perché poi la Meta lo va a pressare immediatamente, quindi Caicchia non ha proprio tempo per portare la palla sopra la propria metà campo. Squadre tornate sul campo. Direi che ormai ci siamo per l'inizio del secondo tempo che deciderà forse, dico forse, lo scudetto 25-26, ricordando naturalmente che in caso di parità si procederà con i tempi supplementari e in caso di persistente parità si andrebbe ai rigori, trascinando questa sfida praticamente alle soglie del 1° luglio. No, Daniele, ti prego non nominare quella parola per cortesia. Intanto Fabio Morra con Podda, voi Fabio. Michele, un grande primo tempo contro una grande squadra, il tuo gol hai spaccato la traversa, è stato il gol di Pulvirenti, non è bastato per essere davanti contro una grande l'84, che cosa serve in questa ripresa? Serve di più, serve cercare di alzare ancora di più il livello, sappiamo che abbiamo tutte le carte in regola per farlo, la gara è lunga. Ci proveremo sino all'ultimo secondo, ma sono fiducioso davvero, penso abbiamo mostrato un buon livello, ma credo possiamo fare ancora di più. Grazie a voi. Podda che ricomincia accomodandosi in panchina questo secondo tempo, anzi no, va in campo con Pedro Sichera, con Sacon, con Musumeci e con Alberticola, L84 con Caicche, con Maxi Rescia, con Tuli, Osico e Cuzzolino. Ricominciano così le due squadre. Che si è incastrato un pezzo nella porta alla vostra destra. Ora è andato anche Michele che con 2 mani l'ha spostata da solo. Miguel Weber, intendo, preparatore dei portieri della Meta Catania, grande ex portiere, ora sta facendo un altrettanto lavoro una volta
smessi i guanti, anche se poi i guanti tolto Victor Lopez che ha giocato con i guanti tagliati. Ricordiamo i guanti nel calcio a 5 i portieri non li usano, piuttosto si bendano alcune dita. Invece Victor Lopez gioca con i guanti tagliati proprio per avere più possesso sul pallone, per poter avere più aderenza sulla palla e per poter avere più precisione. Porta sistemata, semaforo verde, si va. Secondo tempo di gara 3 della finale scudetto. Sacon di testa prima che arrivi Cuzzolino. La rimessa sarà per la L84. L84 ovviamente quando c'è Tuli in campo si va a muovere sempre di 4, soprattutto quando hai Cuzzolino in cabina. Albertico ha coperto bene sul taglio di Maxi Rescia, poi Cosico fa altrettanto su lo stesso Albertico, favorendo l'uscita del suo portiere. Cuzzolino, Cosico, Maxi Rescia, viene incontro Tuli che riceve. Adesso in mezzo a 2, Tuli non passa, ottima chiusura di Musumeci che riparte, trasformazione in offensiva. Musumeci atterrato da Cuzzolino, no, non c'è nulla. E allora contro partenza della L84 Cosico con la grande parata di piede di Pedro Siqueira. Hai detto bene Dani, perché è una grande parata di piede questa, perché il tiro era su terra, molto ravvicinato, lui fa quel passo in avanti per chiudere quanto più spazio possibile, per poi poter comunque avere tempo per poter fare il gesto tecnico. Era ripartita a tutta velocità la squadra torinese. Si sta asciugando il campo dall'altra parte rispetto a quella dove si sta per battere l'angolo. Bordocampo Fabio Morra. Grandi proteste di Musumeci per la circostanza precedente contro il primo arbitro Nicola Maria Manzoni. Intanto Tuli batte forte, ancora con l'utilizzo dei piedi Pedro Siqueira. Qui intervento di Cuzzolino su Musumeci, ci sono le braccia protese del 17 neroverde sul capitano della Meta Catania. Cerca la giocatona Cosico, non gli riesce su Albertico, poi pressione feroce di Gianluca su chiunque. Questa prima linea che non perde mai campo, la tengono sempre alta. Una pressione sulla palla, cambio sempre fatto con i tempi giusti. Caiche sbaglia, la porta è vuota, palo clamoroso di Gianluca. Sai che l'errore di Gianluca è stato anche dettato da, non ho visto chi, ma l'ha proprio, vogliono tirare il video support. Ma infatti perché è stato proprio sbilanciato, Richiesta errore grave, video supporti Warra. La coppia arbitrale Manzione Colombin di nuovo davanti al monitor. Allora guardate qui come Gianluca riesca a tirare, ma dopo essersi sganciato dalla trattenuta dell'avversario. La trattenuta non è durata tanto, però è bastato a far perdere l'equilibrio a Gianluca. È una chiamata facile. Decisione di ripresa. Contatto c'è, ora loro devono quantificare quanto è stato, quanto ha impedito a Gianluca di colpire il pallone bene. Rivediamo anche noi. La trattenuta c'è. Di Tuli? La trattenuta di Tuli, la trattenuta c'è. Lo prende per la maglietta. Sì, mentre sta calciando. Trattenuta c'è.
la devono giudicare loro. Sentiamo. A seguito di revisione, il numero 6 del L84 commette una trattenuta che evita un'evidente occasione da rete. Tuttavia viene concesso un vantaggio, pertanto il provvedimento disciplinare viene derubricato in ammonizione. Decisione finale, no Doxo. Il gioco riprende con un giocatore in meno, doppio giallo per Tulli. Allora, lo vuoi spiegare tu, Dani? Aggiungi spiegazione a spiegazione, vai Dani. Ok, è stato concesso vantaggio, quindi il fallo è stato derubricato da rosso a giallo, ma per Tulli è il secondo giallo, quindi è rosso, quindi si riprenderà con la rimessa con la palla per l'L84, ma l'L84 in 3 di movimento più il portiere 4 per 2 minuti, a meno che la Meta Catania non segni. E questo cartellino, bello questo 5 che gli ha dato Polvirenti a Tuli, perché sa finisce cosa qui si prova. La partita di Tuli è per la L84. Adesso cominciano i 2 minuti di inferiorità numerica, come ricordava Daniele Mennini. I 2 minuti di inferiorità si azzererebbero qualora la Meta Catania segnasse entro questo stesso arco di tempo. Sicuramente per la Meta adesso le occasioni diventano ghiotte per poter provare a pareggiare la partita, a ridurre questo svantaggio di 1 che ha accumulato a fine primo tempo. Abbiamo visto un po' di errori di portieri stasera, Dani? Ma sì, però secondo me sono quegli errori che io da allenatore accetto, nel senso, nel momento che ti sollecito e ti chiedere di fare quello, poi è inevitabile che se tu quella cosa la fai una volta a partita e una volta la sbagli, ci sono ancora gli arbitri al monitor. Bordo campo, Fabio. Hanno controllato se Tuli fosse ancora in campo. Cioè? Beh, durante il fallo era in campo per forza. Si può riprendere adesso. E ovviamente la Meta attaccherà con i 2 mancini a destra, Turmena Podda, e i 2 destri a sinistra, Polvirenti, Musumeci. Da fondo a tutte le proprie bocche di fuoco, ovviamente. Ora Ouarra sa che questi prossimi 2 minuti in superiorità, a meno che ovviamente la Meta non segni prima, possono dire tanto, Si va un po' per le lunghe. Ricomincia la partita. L'uomo in più per la Meta, Turmena 2 volte. Maxi Rescia 2 volte. Sì. L84 che difende con Ossico in prima linea da solo, e Liberti e Maxi Rescia. Quindi la prima linea dovrà fare un lavoro dove insomma, dovrà andarsi a mettere in mezzo fra pallone tra A e B. Bordo campo, Fabio Morra. Piccolo chiarimento sul discorso del video support, perché ovviamente la richiesta fatta era per il rosso diretto, essendo stato invece un doppio giallo praticamente, comunque non possono più chiedere il video support in questo primo tempo, semplicemente per chiarire questa piccola situazione. Tutto chiaro, grazie Fabio. Batte Podda, Turmena, Musumeci,
Musumeci si ferma dinanzi a Hosiko, scambia ancora con Turmena destro, palla fuori. Hosiko deve fare questo. Hosiko deve fare prima scaricare un pallone e poi andare a attaccare il pallone per non avere mai l'inferiorità numerica, che è un lavoro dispendiosissimo, è un lavoro difficilissimo perché sei da solo su 20 metri di campo in laterale, quindi penso che Hosiko ovviamente non lo potrà fare per tutti e 2 minuti, ma Turmena, Musumeci, parte Musumeci, recupera Liberti che allontana, non ha opzioni alternative. La L84 adesso deve alzare la barricata, provare a resistere. Musumeci, Turmena, ancora Carmelo Musumeci, palla sul sinistro, Pulvirenti, Caike devia, angolo. per adesso è l'L84 che sta indirizzando l'attacco della meta, perché Hosiko sta facendo un grande lavoro. Infatti ora è uscito, è entrato Fortini e lo dovrà fare lui questo lavoro lì, che dovrà ballare nella prima linea. Musumeci, Turmena, Mancino, palla che sbatte sulla traversa dopo credo i polpastrelli di Caike. Riparte la Meta Catania con Podda. Turmena, ecco la palla per Pulvirenti, fuori, Liberti, spazza via. Per adesso si sta salvando l'L84 anche con un po' di fortuna in quest'ultima occasione. Musumeci, Podda, la palla è per Luis Turmena, Musumeci, Pulvirenti, poi arriva Podda, salvataggio ancora di Maxi Rescia e poi Liberti che allontana di nuovo. Turmena che ha dato un buffetto sorridendo a Maxi Rescia dicendo: ma cosa hai salvato? Podda, Caike, poi ancora Turmena, va per terra, rigore. Ha indicato Colombini subito il rigore. Mi è sembrato in diretta che le mani di Caike fossero andate sugli stinchi di Luis Turmena, ma ora magari il replay ce lo può. Bordo campo a Fabio Morra. Video support per il caso La L84. E giallo su Caike, non rosso. Ricordiamolo che per il portiere, se commette fallo in area di rigore, a meno che poi la porta non è vuota e quindi magari il portiere interviene da dietro. Cambia il portiere nell'84. Entra Gattarelli. Gatto è un portiere più strutturato, quindi ovviamente vuole andare a far coprire più spazio possibile. Andiamo a sentire ora se l'L84 ha chiesto di supporto. Manzione è già pronto. Di sicuro è un momento, se non chiave, ma molto gli si avvicina. Sì, lo prende. Nettissimo. Lo prende proprio con il braccio sinistro sul piede d'appoggio, eccolo qua, lo vedi, e poi lo tiene. Nessuna discussione. La porta adesso è di Alessio Gattarelli, classe 2004, arrivato a gennaio dal Pomezia. Turmena già il pallone in mano. Turmena ora, sai, bisogna anche capire, perché l'altra volta in gara 2 Turmena lo ha aperto il piatto, ha tirato alla destra del portiere, sempre in quella stessa porta lì. Quindi ora, sai, il portiere dice: che fa? Lo riapre di nuovo, questa volta chiude. Intanto Pulvirenti su Gattarelli, chissà se per stimolarlo, diciamo così. Al seguito di lezione il numero 28 dell'L84 nel tentativo di prendere il pallone commette un fallo. Decisione finale, calcio di rigore. Non c'erano molti dubbi, anche se ci sono ancora reiterate proteste della panchina dell'L84.
Gattarelli debutta in questa serie finale, direi in un momento delicatissimo, contro uno specialista assoluto tra l'altro come Luis Turmena. ...2004 Gattarelli. Però c'è Maxi Rescia che gli sta dicendo a Gattarelli di aprire le braccia per far sembrare la porta più piccola a Turmena. Fischio arbitrale, parte Turmena, poi Pulvirenti, il tap-in vincente di Pulvirenti dopo la botta di Turmena che era andata a sbattere sulla traversa. Credo che però già sulla traversa abbia preso il montante, quello sotto nero, l'antiribalta, per capirci. Vediamo se ora il gol è di Turmena o di Pulvirenti, ma è 3-3 comunque adesso. Sì, ha preso il nero. Sì, era già gol, era assolutamente già gol. Il gol è di Turmena. Missile dal balzo verso l'alto. Perdonami Dani, dal -2 la metà Catania adesso è di nuovo in parità 3-3. E l'L84 è senza Tuli. E ovviamente adesso si torna in parità numerica, 5 contro 5. Poi magari se Fabio Morra ci va a sentire le condizioni di Rescia, che lo vedo che lo stanno trattando un po' diverso rispetto agli altri. Se è solo, insomma... Intanto palla che passa per Boccao, arriva Turmena, poi Caiche, poi Musumeci, tira anche lui, De Oliveira praticamente da terra ribatte. Adesso l'inerzia sembra tutta dalla parte della meta Catania. L'84 deve ricompattarsi, deve riordinare un po' di idee, di strategie, soprattutto a livello mentale, ritrovare la giusta tranquillità. Non è facile in questo contesto anche ambientale. Fortini scappa via, fallo di Turmena, giallo per Turmena. Tutto giusto, grande accelerazione qua di Giulio Fortini, ha lasciato sul posto uno come Turmena, del prodotto cresciuto in casa Lazio. Lazio ha sempre tirato fuori tanti giocatori sia nel maschile che nel femminile, grande lavoro nel settore giovanile di Bordocampo. Fabio Morra. Per quanto riguarda Rescia, tanto massaggio sulla coscia destra, ma sembra in grado di poter comunque proseguire il match. Giocati 4 minuti in questo secondo tempo, sembrano molti di più. Moltiplicatore per 1000 percepiti. Osico, Murilo Schiocchet, De Oliveira usa il corpo per mettersi dinanzi a Boccao. E ora l'L84 ha bisogno del proprio pivot. Diagoras ha capito il momento e ha messo subito De Oliveira in campo, perché ha capito che ora per uscire dalla pressione serve qualcuno lì che faccia salire l'L84, perché la pressione della meta è feroce. Lucas Sichera ha provato un paio di volte, poi Musumeci, Pedro Sichera, Turmena, Boccao, esce dalla pressione la metà Catania, Musumeci, Albertico, coperto da Lucas Sichera, Boccao, De Oliveira lotta con Musumeci, Boccao, ecco il tocco largo per Albertico, rimessa rosso-azzurra. Sempre utile Albertico, sempre utile, ragazzo che si è inserito alla perfezione. Albertico arrivato dal
Rivera Navarra. Musumeci si gira rapido, Musumeci prova a passare, si rimette in piedi, Musumeci ancora lotta, Albertico al lato, Alberto la Huerta Galindo per tutti, Albertico, Monito Liberti e mister Diego Rios, sì, anche lui. Ora Diego Rios sta proprio andando da ogni ragazzo in panchina a scuoterlo, dicendo: ragazzi, dobbiamo tenere botta ora, perché questo è il momento di maggiore difficoltà, perché la Meta Catania ha preso l'acceleratore e ha iniziato a pigiare con tutti e due i piedi. Sta facendo un lavoro la Meta, ha alzato i ritmi, no? Quello che diceva anche Pod a fine primo tempo, dobbiamo alzare il livello, e la Meta lo sta facendo. Intanto Giulio De Oliveira, gran giocata del 18 e palla fuori di poco. Questo aumento dei giri alla Meta Catania era riuscito anche l'altro giorno in gara 2, dopo un primo tempo un po' di sofferenza. Il secondo era riuscita la squadra rossazzurra a moltiplicare tutte le energie. Siqueira, su di lui Gianluca, la tiene Lucas Siqueira. Giocata orizzontale per Josico, adesso ancora Giulio De Oliveira, Josico, da quest'altra parte Murilo Schiocchet, palla dentro Giulio De Oliveira, difende bene ancora Lucas Siqueira. Quanto è prezioso il lavoro di Giulio De Oliveira lì davanti, perché poi giocano bene sul perimetro e Giulio è bravo ad andarsi a prendere la palla anche sulla banda di destra, tenerla, far riuscire la palla, e poi lì possono trovare il tiro da fuori. Albertico prova a liberarsi di Josico, Murilo Schiocchet ha subito il fallo del giocatore spagnolo. E qui lo spinge, gli fa perdere l'equilibrio. Io comunque Pizzolino che gioca con la termica il 30 di giugno in questo palazzetto è una cosa che mi sono sempre chiesto, non l'ho mai visto con una maglia a maniche corte. Boccao, Gianluca, Pedro Siqueira lancia lungo con Boccao, Albertico, e il gol di Albertico. Il gol non è convalidato. Non è convalidato, si resta 3-3, perché Boccao era già fuori, così ha detto Manzione. Su questa palla Boccao era fuori dal campo, sì, sul primo tocco. Colombina aveva inizialmente indicato il centrocampo. Sa che era buona, sai. Ma il pallone è dentro, buona, però buona, non il di pallone poco, era dentro, Boccao era fuori, il pallone era dentro. Albertico, Josico chiude, Liberti, Maxi Rescia, problemi per Josico che si accascia dinanzi alla sua porta, si botta la bocca dello stomaco. Tanto credo che in occasione dell'occasione di Boccao sia stato fischiato fallo di mano di Boccao e non che la palla era fuori. Sì, bravo, perché vedo che poi si è ripartiti anche con il terzo fallo. Ha fatto proprio segno Manzione, ora l'ho rivisto a replay, quindi non che la palla era uscita, ma sullo stop di mano di Boccao. Bordo campo, forse Fabio. Ora, Fabio Morra. Sì, ti confermo, la palla era dentro, però l'interruzione del gioco era per un fallo di mano di Boccao.
Liberty ha scambiato con Fortini, Liberty ancora, sta arrivando Maxi Rescia, il tacco di Salas, tentato, non riuscito. Grande occasione questa ancora per la L84. Poi è stato bravissimo Pedro Sichera a rimanere in figura, a non spostarsi, perché la palla quell'imbucata era perfetta. Van der Sar l'ha appena toccata e Pedro Sichera però è rimasto immobile. Fortini alza il pallone per Liberty, deviazione di Maxi Rescia che zoppicando palesemente in sofferenza Ma prima ha creato comunque un'altra occasione per i suoi. Sta facendo trattare tanto, Fortini, rimane davanti la squadra nero-verde. Fortini ha provato a sorprendere Pedro Sichera e non ci è riuscito. Da quest'altra parte di Gianluca, Podda trova Maxi Rescia, non trova compagni, e poi Maxi Rescia trova invece la deviazione di Gianluca per la rimessa della L84. Qui rivediamo, eccolo qua, sì. Poi la sponda. Comunque l'L84 ora negli ultimi 2 minuti, insomma, passata la Buriana, prima occasione di Giulio Olivera, ora questa occasione. Intanto Musumeci alza il pallone per Sacon, altissimo, va a saltare Van der Salas che atterra non morbidamente sul parquet del Palacatania, comunque si rimette in piedi. Rimessa Meta, allontana Fortini, Musumeci, Pedro Sichera, Fortini intercetta, e se gli riesce meglio poi lì ha tutto il campo per andare ad attaccare da solo. Sì, perché qui Fortini deve stare sulla linea di Musumeci, poi in base a quanto sta vicino al pallone poi lì ha sensazione del giocatore sapere se andare a pressare la palla oppure no. Vedi, eccolo qua, vedi come parte dalla linea di Pedro Sichera con Caiche che devia sul tiro del collega. Sacon, siamo nell'8° minuto del secondo tempo, punteggio di 3-3. Pedro Sichera quasi spinto dalla folla del Palacatania a tentare un'altra incursione. Maxi Rescia di testa, Musumeci perde palla, altro rischio qui per la meta che stava uscendo in costruzione. Liberty, Luca Sichera non rischia, torna dietro dal suo portiere. Liberty tira addosso da Albertico. Luca Sichera per Van der Salas che ha provato a metterci la testa, soltanto sfiorato. La testa ce la mette meglio qui Luca Sichera. E ora sai, secondo me molte energie le squadre le vogliono spendere nella fase di non possesso, quindi stiamo vedendo molti, anche l'L84, no, che ama palleggiare, ora sta cercando subito in verticale il proprio pivot, ma anche dall'altra parte l'L84, al di là poi di quando poi Musumeci si fa dare palla per l'isolamento, sta cercando tanto la palla alta con il gioco di Pedro. Musumeci lo aspetta e lo guarda negli occhi Liberty, palla scaricata per Turmena, finta, la tiene lì, Turmena va da Musumeci, si rinnova il duello con Fortini. Musumeci, tacco per Sacon, l'azione rimane viva, la palla rimane in campo, poi fischia Manzione, è rimasto per terra Liberty, colpa al ginocchio. Sì, ginocchio sul blocco di Sacon. Fa male, sì, ginocchio su ginocchio fa sempre male. Pedro Sichera, Musumeci, Pulvirenti, Murillo Schiocchet, butta il pallone più lontano che può, lo fa tra i piedi di Pedro Sichera che ripropone, usa un pugno, Caiche
sulla testa di Pulvirenti. Ci avviciniamo a metà di questo secondo tempo, qui perde palla Turmena sul rimpallo, il solito Pulvirenti, quasi fa un altro gol. Cosico, Liberty. Squadre stanche, ora stanno facendo fatica la L84 soprattutto a orchestrare qualcosa. Perso anche una rotazione l'L84 con Tuli. Maxi Rescia non al meglio. È un po' controllare qui lui Sturmena. Ora ha alzato bene la pressione però. Batte Cosico. Ci stiamo avvicinando al cuore di questo secondo tempo. Liberty con Giulio De Oliveira che suo malgrado ribatte, poi Musumeci si invola sulla banda, la palla finisce fuori, la rimessa è rosso-azzurra, va a Boccao, Pulvirenti aggancia, controlla, gioca dietro ancora per Musumeci, le finte su Liberty, palla aperta dall'altra parte per Turmena, Musumeci viene incontro Pulvirenti, non lo lascia passare Lucas Siqueira. Rientra Murilo Schiocchet per Liberty, che sembra parecchio stanco anche lui. Turmena ci prova, facile qui per il portiere. Murilo Schiocchet alza per Giulio De Oliveira, controllo ancora, mette giù, scarico dietro Luca Siqueira, palla per Murilo Schiocchet, Pedro Siqueira. Sai, quando poi un portiere sbaglia, come è successo anche a Pedro nel primo tempo in occasione del gol di Fortini, poi è sempre in partita, no? È sempre rimasto in partita con le letture. In una finale scudetto poi fare un errore per un portiere, sai, magari ti può portare giù, no? Sono rimasti tutti e due su, anche Caiche in occasione poi dell'errore, comunque sono rimasti sempre sulla partita. Lasciarsi alle spalle un errore per un portiere è la cosa fondamentale, ma credetemi è la cosa più difficile una finale scudetto, e poi è tutto amplificato. Siamo scesi sotto i 10 minuti da giocare. Colpo di testa di Cosico, la palla che si impenna, il colpo di testa ancora di De Oliveira. Boccao accompagna praticamente per Pedro Siqueira. Turmena, testa, Pulvirenti. Giulio De Oliveira esce con forza dalla sua area di rigore, poi Murilo Schiocchet, Pedro Siqueira ancora, ottima lettura sul giocatore avversario. Bravissimo qua ancora Pedro ad andare a chiudere, ma secondo me Luca Siqueira non ha avuto il primo passo pulito per poi poter andare a creare il 3 contro 1, perché si era creato un 3 contro 1. Un'altra occasione per Murilo Schiocchet, un'altra parata importante di Pedro Siqueira. Cosico alza per Murilo Schiocchet al volo col sinistro, palla fuori, rimessa a meta. Sì, perché l'ha ribattuta Luca Siqueira. L'impressione, Dani, è che con questa stanchezza ora si stia andando proprio a cercare l'episodio. Ecco Giulio De Oliveira che controlla, non tira, aspetta l'arrivo di Murilo Schiocchet, piattone, poi il gol di Maxi Rescia. La L84 è tornata in vantaggio, 4-3. Maxi Rescia, stanchissimo ma capace di essere goleador. Stavo finendo di dire, l'impressione è che ogni squadra si vuole andare a cercare quell'episodio qua. Qua è stato bravissimo Murilo Schiocchet, perché con il terzo occhio ha dato questa palla, perché lì si poteva far prendere la foga di tirare, invece ha dato questa palla perfetta per Maxi Rescia, che ovviamente segna in scivolata, che ormai è il suo marchio di fabbrica. Approfittando anche del buco perché non l'ha guardato nessuno, erano tutti e quattro che non ha mai guardato Maxi Rescia sulle spalle. Torna di nuovo in vantaggio la L84 e alla meta non rimane che tentare un altro recupero.
Di nuovo in salita la partita per i campioni d'Italia. Intanto Fortini da metà campo con la deviazione di Pedro Siqueira, che in quanto a reattività dimostra di esserci ancora. Che partita però di Giulio, eh? Una grande partita di Giulio Fortini, altrettanto quella di Pedro Siqueira. Cuzzolino, palla dietro per Fortini, vediamo se ci riprova, lo fa, palla sulla schiena di Albertico e quindi in angolo. Il gol di Resch ha avuto chiaramente l'effetto di ghiacciare la surriscaldata atmosfera del Pala Catania. Batte Fortini, Giulio De Oliveira mette giù, tocco corto, comodo per Cuzzolino. Caiche cerca il colpo di testa di Alluca, non c'è bisogno, la palla è fuori. Podda, Sacon, Albertico, non passa, ci riprova, si arrende. Fortini, su di lui, di Alluca, ancora Sacon, palla fuori. Sì, su questa palla rimasta qua è bravo Sacon a tirare di prima di punta, l'ha chiusa un po' troppo. Bravo di Alluca che l'ha toccata, non l'avevo visto in diretta il colpo voluto. Fosico va al contrasto con Albertico, scappa via Podda, destro, ci mette il piede e lo mette bene Caiche. Bravi tutti e due. Qua Podda ad andare in fiducia sul piede destro. Bravo Caiche, fare il gesto tecnico, posizionato già bene. Scarsi 8 minuti da giocare e la partita rimane clamorosamente in bilico. Sacon, Podda, sposta, Podda, tira male, con deviazione però, e allora sarà angolo. Batte Sacon, Podda, Sacon, dentro, Albertico. Ha toccato Cuzzolino, altra rimessa in zona d'attacco per la Meta Catania. Podda. Lo tiene Cuzzolino, Podda, Sacon. Adesso Pedro Siqueira. Ecco che si apre il campo per lui, va Pedro Siqueira. Palla fuori, non di molto. Il gol ha fatto più male ai tifosi che alla squadra, perché la Meta sta continuando a giocare. Non ha perso di vista l'obiettivo, nonostante abbia preso un gol. Cuzzolino per la battuta volante di Maxi Rescia, che palla di Leo Cuzzolino. Alla pucciniana mi viene da dire, perché mi ha emozionato così una volta a vedere Puccini, cioè un'opera di Puccini, mi sono emozionato. Lo dici nella città di Bellini, tra l'altro. Intanto Maxi Rescia. Ce la fa più, altro crampo. Qua Maxi Rescia secondo me non ha voluto tirare in porta, ma ha cercato la verticalizzazione per Cuzzolino. Bordocampo Fabio. No, Maxi Rescia aveva chiesto il cambio già nella circostanza precedente, è davvero stanchissimo, sembra non farcela più. Cuzzolino. Peraltro il teatro Bellini, che è il teatro di Catania, è bellissimo. Da fuori ovviamente. Caiche apre troppo per Cuzzolino. Ovviamente Caiche mancino, quindi il destro della prima linea della Meta lo va a pressare. Van der Salas si perde in mezzo a due, i due erano Sacon e Gianluca. Poi il contrasto ancora abbastanza energico di Van der Salas su Sacon. Un gol di vantaggio per la L84 al Pala Catania a 6:45 dalla fine della partita. Pedro Siqueira, Podda, lo ferma Cuzzolino, Podda però ci prova ancora e trova la risposta di Caiche.
quando la Meta gioca così, no? Che schiaccia la squadra avversaria, c'è il duello Pulvirenti-Lucas Siqueira che è uno spettacolo nello spettacolo. Batte Sacon, palla dentro Pulvirenti. Vorrebbe una deviazione, quindi un angolo che invece non ci sono per lui. Si prende qualche attimo per respirare Caiché. Adesso va a cercare davanti Giulio De Oliveira. Boccao. Fortini va al recupero del pallone. L'84 ora ha bisogno di Giulio De Oliveira lì davanti. Prova a rianimarsi un po' il pubblico del Pala Catania. Tenga su qualche pallone, dia un po' di respiro a... Qui però anticipato da Boccao, poi Fortini però fa il suo su Turmena. I pensieri di Guarra. Appena arrivato in Italia, subito scudetto, poi confermato, poi rivinto anche l'anno scorso. Musumeci con il tacco Pulvirenti. Quantomeno una giocata che ha cercato il goleador della squadra rosso-azzurra. Quanto è difficile marcarlo senza palla. Pedro Siqueira, Musumeci attaccato da Liberti. Turmena, facile qui per Lucas Siqueira. Boccao, tocco sbagliato, Liberti per il suo portiere, sbaglia anche lui, recupera Musumeci, poi Pulvirenti, ne stava per combinare un'altra Caiché. Sì, però questa palla data dall'attacco di destra, dalla difesa di destra dell'84 sul piede debole. Musumeci. Non è piacevole a riceverla una palla del genere. Turmena sbatte addosso a Giulio De Oliveira. 5 minuti e 35 da giocare. Si riavvicina Pedro Siqueira, che poi va da Musumeci. Deviazione di Fortini proprio dinanzi alla sua panchina. Musumeci, il capitano ci prova, vola Caiché, Cuzzolino difende, subisce la spinta di Pulvirenti, fallo del numero 6 della Meta ed è il quarto fallo per la Meta. Questo è un pizzico d'esperienza di Cuzzo, Quindi si va a frapporre. Colpo di testa di Musumeci, poi Fortini, poi Boccao, subito distribuisce per Turmena. Boccao si avvicina, Pulvirenti trattenuto da Fortini. L'azione rimane viva. Musumeci con Cuzzolino dinanzi, Musumeci tira, poi fischiato un fallo a Pulvirenti. Non so se ha lasciato proseguire oppure ha fischiato fallo. Viene dato il quinto fallo. Sì. Questo contrasto reiterato con Fortini. Quinto fallo per la Meta Catania. Attenzione anche a questo dato. Bordocampo Fabio Morra. C'è Guarra con il cartellino del time out pronto a chiederlo. Quindi chiamerà time out e poi deciderà il portiere di movimento. Eccolo il time out della Meta Catania. Momento delicato questo per la squadra di casa, che ha subito il gol di Maxi Rescia e adesso anche una situazione falli a cui badare con grande attenzione. Girate la palla al primo minuto, ok? Cerchiamo attacco libero, ok? Con mobilità, fare arrivare, attenzione soprattutto quando tu giochi con Miki, perché chiude la linea di passaggio con Melo, ok?
girate la palla con mobilità, ma dopo, per favore, è importantissimo, ok? È importantissimo. Abbiamo 5 falli, ok? Quindi nel momento che perdiamo la palla, ok? Alberto cambia per la difesa. È chiaro? Ok? Siamo con Pulvi qui, ok? Sacon, Vero, Luis. Sì, qui ha chiesto un minuto ovviamente di giro palla, con mobilità, come ha detto, e poi ovviamente quello che loro sanno, quindi tutte le loro giocate con il portiere di movimento. E poi attenzione, perché stiamo 5 falli, ogni volta che poi perdiamo la palla rientra Albertico lì a lavorare in prima linea per far rimanere più lucidi Pulvirenti e Musumeci. Bordocampo, Fabio. C'è Pulvirenti con la maglia di portiere di movimento. Turmena, Musumeci. Cominciano i minuti che decidono o potrebbero decidere lo scudetto 25-26. Avanti di 1 la L84 col portiere di movimento la Meta Catania. Non essendoci Tuli o Sico, pivot. Pulvirenti. Colui che va a lavorare su tutta la prima linea, colui che decide poi i laterali che devono uscire. Sacon. E a ruotare a trasformazioni di questo rombo inquadrato. Musumeci. Podda. Eccolo qua, lo possiamo proprio vedere bene da questa inquadratura. Vedi ora questo 2-2 e poi subito si ritrasformano in 2-1. E Puzzolino che fa le navette lì. Sacon. Musumeci. Turmena. La palla respinta da Liberti, va a sbattere sul tetto del Palasport. Bravo Liberti dal laterale opposto a sostituirsi a Cuzzolino, che ovviamente quando la palla è da quel lato deve uscire. Pulvirenti. Sacon. Musumeci. Turmena. Ora vediamo dove creano l'allineamento giocatori della Meta. Musumeci, Podda, attaccato da Maxi Rescia. Sacon. Podda. Musumeci. Podda. Pulvirenti che si abbassa. La gioca ancora per Carmelo Musumeci. Podda. Dietro Musumeci. Sacon. Turmena, finta, va sul destro, Turmena, le mani di Caiche, angolo a 3-0-5. Bravissimo Caiche, perché quando poi Turmena è bravo a spostare, a stoppare e sterzare, quando gli parte così dal basso verso l'alto non è mai Pulvirenti. Musumeci, Sacon. Musumeci, il capitano va da Turmena, palla di ritorno, ancora i due. Sacon. Musumeci. Turmena, Musumeci, Sacon, Pulvirenti. Turmena. Sacon. Cerca di stanare la squadra avversaria alla meta. La vuole far stancare. L'ha detto Guarà, un minuto, muoviamoli. Musumeci. Podda. Musumeci, Pulvirenti, Turmena, azione infinita. Sacon. Musumeci. Podda. Musumeci. Ancora Podda, attaccato. Turmena. Stava arrivando Sacon. Musumeci. 1,50. Podda sul lato. Turmena. Musumeci. Podda, Musumeci, ancora Podda, Sacon, Podda, Maxi Rescia, poi Hosico, palla di nuovo però per Musumeci che ricomincia, Turmena, Maxi Rescia, Musumeci rischia qualcosina, palla per Pulvirenti, palla dentro, Podda, ferma tutto, la L84, poi Podda, tira fuori di centimetri. Chiedono il video supporto. Maxi Rescia di nuovo per non terra. Lo possono.
Che difesa, ragazzi, 2 minuti e passa, quasi 3, di una difesa della L84 clamorosa. Clamorosa, hanno rotato alla perfezione. Qui Podda, qua bravissimo prima Kaike, poi di nuovo Podda, poi Podda l'ha chiusa troppo, controlla, tira quasi di punta e la palla è fuori. Bordo campo Fabio. C'è il time out dell'84 Torino. Ti volevo segnalare che sull'occasione precedente Wanra si è inginocchiato con la testa sul parquet per la disperazione. Incredibile. Che difesa, ragazzi, l'L84 ha fatto una difesa per 3 minuti con quei 4 lì, compreso poi il portiere che ha dato una grossa mano, e che manona, ma ha fatto una difesa, una rotazione perfetta. Hanno sempre attaccato la palla, sempre con i tempi giusti, difficilmente si sono fatti trovare in inferiorità numerica. Ora bisogna capire in questi 80 secondi quanti ne hanno ancora, ma l'L84 sta facendo una difesa, ragazzi, vedetevela e ridetetela. Per fortuna è lì sul nostro canale YouTube della divisione, oltre che su quello di Sky. Andatevi a rivedere quello che hanno fatto in 3 minuti questi ragazzi qui, l'abnegazione con cui hanno ruotato sempre. Lo hai detto, Dani, 80 secondi è ciò che resta della finale scudetto, a meno che non si vada ai supplementari. Se la Meta Catania dovesse trovare il pareggio con L84, però, che adesso vorrà, presumo, moltiplicare per 1000 le sue energie, quelle che restano, per arrivare al primo scudetto. Ma 80 secondi nel futsal sono un tempo infinito, tutto può succedere. Giulio De Oliveira guadagna una preziosa rimessa sulla deviazione alle sue spalle di Boccao. Batte Hocico, palla dietro per Liberti, ancora Hocico che stava invocando il pallone, c'è un po' di spazio, vediamo se prova Hocico, Pedro Sichera, ancora Hocico di testa, Pedro Sichera subito per Podda, è un pallone però appena lungo e tra l'altro era uscito con i tempi giusti Kaike. 1 minuto adesso. Rientra Pulvirenti, portiere di movimento. Spinge il pala a Catania. Sacon. Torna in trincea L84. Ora la meta deve aumentare, quindi ci sarà un blocco, immagino, per il pivot, ovvero per Fortini. Musumeci, Podda. Kaike devia. 37 secondi. Palpiti finali al Pala Catania. Musumeci, Sacon, Musumeci, poi Sacon. Non è vero. Fuori. Clamorosa questa. Il pallone del 4-4. Sacon lo butta fuori. Incredibile questa occasione. Perché poi qua Kaike, coperto da 1000 persone, non è riuscito a fare una respinta laterale con forza, l'ha lasciata lì. Sacon non è riuscito a inquadrare lo specchio. 26 secondi. Cuzzolino con Pulvirenti, quasi alla meglio in questo duello. Ormai Pulvirenti rimane portiere. È angolo per la L84. 22 secondi, questo angolo è ossigeno puro. Cuzzolino per Hocico, era una buona chance questa, era arrivato giusto bene il capitano neroverde, la palla ultima è occasione, alta. ultima occasione, Dani. Musumeci, 15 secondi, Turmena, palla che passa, Pulvirenti, Musumeci, non passa lui, Fortini con tutto ciò che gli resta, Musumeci, 6 secondi, Turmena. L'ultimo attacco della partita, Turmena destro, palla fuori, 2 secondi, stanno già festeggiando, stanno già festeggiando quelli dell'L84, la partita finisce, la L84 vince 4-3, è il primo scudetto della squadra neroverde
butta giù dal trono la Meta Catania dopo 2 scudetti consecutivi. 4-3, un'impresa della squadra di Torino. Un capolavoro, un'impresa che è un capolavoro, perché venire a vincere qua senza il portiere che si è fatto male a gara 2, perso Tuli a inizio secondo tempo, sono stati capaci di compiere un'autentica impresa a vincere qui. Non sono mai stati sotto in questa gara, in questa gara 3, anzi sono stati ripresi 2 volte, una volta sull'1-0 e poi sul doppio vantaggio che li avrebbe mandati al tappeto. Loro sono rimasti lì. Lasciami dire, Dani, sono scene forse che abbiamo visto 1000 volte, ma sto vedendo Cuzzolino, eccolo in lacrime. Ho visto piangere e pregare anche il portiere Caiche, che oggi aveva una serata impegnativa, dover sostituire il portiere titolare, ha fatto qualche errore ma alla fine ha dato il suo contributo. Ma direi che un po' tutta l'L84, venendo a vincere sul campo dei bicampioni d'Italia, ha dimostrato di avere attributi tecnici e caratteriali di grande rilievo. Lo scudetto dal sud, dalla bellissima Sicilia, da Catania, torna al nord e l'anno prossimo sarà cucito sulle maglie della L84 per la prima volta. Una squadra giovane, meglio, una società giovane con un solo trofeo fin qui, prima di stasera la Coppa della Divisione del 2023. Stasera raggiunge il punto più alto, vincendo meritatamente lo scudetto. Guarda, bello l'abbraccio di Turmena, Cuzzolino e Ausico. Questo abbraccio vale tanto, vale qualcosa di più di un semplice abbraccio, perché è il riconoscimento di una squadra bicampione d'Italia a un'altra squadra che ha lottato con qualcosa che ha trovato dentro in gara 3, e questo applauso di questa gente a tutti, perché a tutti questo applauso è per tutti, non è solo per la Meta Catania, non è è per tutti questo applauso. Stiamo per scatenare Fabio Morra. Intanto con Rios, l'allenatore neocampione d'Italia, complimenti a lui, vai Fabio. Mister, che gioia, una partita incredibile da parte della tua squadra dopo 3 gare davvero spettacolari contro una grandissima Meta Catania. Sí, del primero al segundo partido fue diferente, ¿no? Y teníamos que hacer cosas diferentes con respecto al tercer partido. Hemos cambiado cosas del planteamiento, hemos sido más valientes, el equipo ha entendido que teníamos que competir mucho mejor este tercer partido, creo que lo hemos hecho, ha habido momentos evidentemente que lo pasamos mal, pero ha sido un gran trabajo, independientemente del marcador. Certo. Y nada, muy feliz por los jugadores, por el club y por toda esa gente que nos siguió desde Volpiano, desde Brandizo, desde Leini, todo ese apoyo de toda esa gente che forma L84. Ovviamente ha detto che sono state 3 partite differenti, gli è piaciuta tantissimo la risposta del gruppo, intensità soprattutto in questa gara. Vieni capitano, vieni. E questa ci sta tutta. Vieni capitano, è scappato, dopo lo prendo, non ti preoccupare. E poi ovviamente ha ringraziato tutto il pubblico di Leini, di Biella e il club per tutto il lavoro che è stato fatto. Fabio, permettimi di inserirmi, credo che abbia detto anche che hanno capito dopo gara 1 e dopo gara 2 che si poteva fare meglio in questa gara 3, hanno lavorato sugli aspetti che potevano essere migliorati. Assolutamente, soprattutto quello, vai. Fabio, puoi chiedere a Mister Rios quanto è piaciuto proprio da allenatore, proprio da un punto di vista tattico, giocare queste 3 partite con questa Meta Catania? Cioè le emozioni che ha provato a divertirsi ad allenare questa tipologia di partite. Quanto ti è piaciuto dal punto di vista tattico giocare queste 3 partite con una squadra forte come la Meta Catania? Yo hablaba con Juan antes de empezar el partido que le daba las gracias, ¿no? Porque nos hizo progresar como equipo. Es un equipo campeón, Catania. Yo tengo el máximo respeto por ellos porque han ganado muchos títulos, 3 años consecutivos, y para nosotros venir aquí y el tercer partido jugarlo aquí con este ambiente dice mucho de la madurez del equipo, porque estás jugando contra un equipo campeón, por eso todavía tiene más mérito. Ovviamente grande rispetto, si è parlato molto, lui ha parlato molto con Guarrà per la Meta Catania, per l'ambiente che ha trovato qui. Sono state 3 partite fantastiche come ha sottolineato prima. Grazie mister, ti lascio andare. Grazie Fabio, adesso chiaramente ti lasciamo campo aperto per poter catturare chiunque. Sai, ecco, credo che sia andato a prelevare Osico, il capitano. Appena ha fischiato la fine io ho guardato Cuzzolino
Anch'io. Per quelle lacrime che lui quando ha vinto gara 2 con Napoli, per quelle lacrime lì, perché ha detto mi sono regalato un sogno, nonostante io abbia 39 anni, mi sono regalato un sogno e non si può smettere mai di sognare, a qualsiasi età, a qualsiasi livello tu abbia mai giocato in carriera, qualsiasi trofeo tu abbia mai vinto. Ha vinto un altro scudetto Cuzzolino, ha aggiunto un altro trofeo alla sua incredibile bacheca. Intanto vai Fabio con Cosico. Capitano, che gioia incredibile, le lacrime tue sono bellissime perché sono lacrime di sacrifici incredibili e spettacolari con questa squadra che hai fatto in questi anni, sei campione d'Italia. Sono arrivato 5 anni fa con questo obiettivo, non mi voglio dimenticare di tutte quelle persone che dalla retrocessione a quando abbiamo vinto la Coppa Divisione, a chi è andato via quest'anno, a chi è arrivato, non mi voglio dimenticare di nessuno. Questa società che lavora giorno dopo giorno per essere un esempio meritava un obiettivo del genere. Adesso c'è da godere. Amà, papà, o quiero, Rocío, o amo. Sono state 3 partite spettacolari, non avete mai perso la testa, questa è la cosa più importante. Sì, abbiamo dimostrato come nella prima partita che il gruppo fa la differenza. E come ti ho detto, abbiamo perso Tuli, abbiamo perso gol di rigore, siamo stati con 5.000 persone. Questo fa la differenza e si è visto oggi. Grazie a voi. Le lacrime, la giusta commozione di Cosico. Bravo anche nel ricordare chi ha partecipato al raggiungimento di questo successo negli anni di un club che abbiamo detto è partito dalle serie inferiori con un percorso in crescendo di anno in anno fino a diventare realtà vera del futsal italiano, e questa sera a prendersi questo suo primo scudetto. Intanto è cominciato anche il cerimoniale con le premiazioni, anche il giusto riconoscimento per il lavoro arbitrale. Fabio Morra credo che stia provando ad avere altri pareri, altri commenti. Va da sé, Fabio, che ci piacerebbe avere Cuzzolino proprio per quello che ci stava ancora raccontando Daniele Mennini, ma insomma un po' tutti gli altri. La festa è di tutti, il contributo è stato di tutti. Le parole di Cosico sono parole da capitano. Stavo proprio dicendo, sarebbe riduttivo, sarebbe proprio, è proprio da leader dentro lo spogliatoio, un leader silenzioso, un leader che parla, un leader totale. Lui che è stato giocatore, l'abbiamo ricordato, della Meta Catania, quando la Meta Catania stava mettendo a sua volta le basi per poter poi diventare squadra leader del movimento italiano, con i 2 scudetti e altri trofei vinti in questi anni. Della L84 abbiamo tante volte, Dani, parlato anche del progetto che c'è alle spalle e alla base del lavoro della prima squadra, con tanti giovani coinvolti a livello di vivaio, con un territorio che ha risposto e sta rispondendo sempre con grande affetto, con tanti tifosi, con una bella partecipazione popolare. Ha creato un bel legame, c'è da dire che Lorenzo Benari ha creato delle radici ben solide, sia da un punto di vista di settore giovanile, sia da un punto di vista di amore con i propri tifosi. Insomma, quest'anno abbiamo fatto l'L84 un paio di volte, un po' di più, per dire, anche in giro per l'Italia, e devo dire che l'amore che ha creato il presidente per questa squadra è un amore poi corrisposto dai propri tifosi, dal gruppo organizzato, perché poi la L84 ha un gruppo organizzato, ovvero i Tigers, che la seguono veramente in lungo e in largo per l'Italia. E quello che però ha creato Bonaria, il presidente Bonaria, è proprio questo, no? Settore giovanile, amore con i propri tifosi per questi colori, oltre che ora una squadra che il prossimo anno sul petto potrà mettere un qualcosa che, sai, non hanno messo tante squadre su quel petto lì, e le lacrime di tutti dell'L84 fanno il paio con le lacrime dei ragazzi della Meta, a cui insomma questo triennio, che cosa gli vuoi dire a questi ragazzi? Anche quest'anno Supercoppa, Coppa Italia, hanno fatto un qualcosa, che questo qualcosa lo fai attraverso un gruppo
di cemento, un gruppo veramente con una base di livello, e loro lo sanno che hanno perso contro una squadra enorme. Intanto Musumeci con Osico, questo bel passaggio di consegne tra i due capitani. Musumeci che lo scudetto l'ha avuto per 2 anni consecutivi, adesso lo sta di fatto consegnando a Osico e alla L84, che in attesa, come dicevi Dani, di mettersi la maglia scudettata addosso, ha nel frattempo messo una maglietta celebrativa che, se non ho visto male, recita la scritta Torino vuole vincere. Passerella d'onore per i vinti, per gli sconfitti, ma soltanto dal campo, perché comunque una gara come questa prevede un vincitore, prevede una squadra battuta. Questa è la Meta Catania, che comunque dopo una serie fantastica esce a testa altissima. Questo credo che si possa dire al di là di ogni retorica. Posso dire 3 partite, una più bella dell'altra. Cioè sono state 3 partite avvincenti, 3 partite dove ci sono state 1000 partite in ogni partita, cambi, mosse, contromosse dei propri allenatori, dei propri giocatori, gesti tecnici altissimi, intensità spaventosa. È stata una serie finale di scudetto che ha fatto il paio con quelle da cui venivamo negli ultimi anni, no? E queste sono state proprio 3 partite di livello, dove hai proprio visto un livello alto, dove al di là del tricolore, che poi uno vuole vincere, c'è stato qualcos'altro in più, no? La voglia di sentirsi migliore di chi forse era già migliore. E il giusto tributo a queste 2 squadre è l'applauso di tutti. La medaglia d'argento per la Meta Catania, che prende l'applauso dei tifosi che sono rimasti qui al Palacatania. Tanti altri un po' amareggiati, evidentemente un po' delusi, se ne sono già andati. Però vedi, guarda, sto guardando proprio, è da quando è finita che sto guardando la Meta Catania, perché è facile saper vincere e non è facile però saper perdere, e la Meta lo sta facendo alla grande. Ho visto anche un po' di papà tra i giocatori della Meta Catania, loro che stanno confortando i bimbi, che invece evidentemente ci sono rimasti un po' male. Ho visto qualche lacrimuccia sul viso del figlio di Turmena. Vero. Sul maschietto, che è identico a Luis peraltro. MVP e miglior portiere, Allora, Carmelo Musumeci, capitano della Meta Catania. Premiati da premio individuale per Melo Musumeci. E adesso giù dal palco la Meta Catania, sta per arrivare il momento della L84. Torino vuole vincere e Torino stasera ha vinto, vince il suo primo storico scudetto. L'84 che, come abbiamo ricordato, come l'ha fatto Daniele Mennini, ha dovuto sopportare anche un momento di difficoltà tecnica dopo l'espulsione di Tuli, quei 2 minuti. Intanto l'MVP della partita è per Fortini. Sì, perché ha fatto secondo me una partita di livello. Mi ha fatto molto piacere rivedere Giuliano Fortini. Lui ha lavorato tanto, lui ha sofferto tanto in carriera per tutti quegli infortuni là. Questa gara secondo me è il giusto premio per quello che ha dovuto soffrire in passato. Pedro Sichera con il premio di miglior portiere, intitolato sempre al nostro indimenticabile Vincenzo Davino, a cui mandiamo sempre un bacio grosso. Consolazione magrissima per Pedro Sichera, la sua faccia era tutto un programma. Non è mai facile vincere magari un premio individuale quando la tua squadra non ha vinto, lo so bene, però credo che anche oggi Pedro Sichera, al di là di quell'errore, no, poi abbia sempre difeso la porta, sempre centrato e concentrato. E adesso invece è la Meta Catania che concede la passerella d'onore ai vincitori dello scudetto 25-26, e con Luca Sichera in testa, poi via via tutti gli altri. I giocatori neroverdi cominciano a raggiungere il
palco dove tra poco la squadra sarà premiata con la Coppa del Campionato. Che belli gli applausi, gli abbracci di Pulvirenti a tutti i propri compagni di nazionale, no? Era partito all'inizio con Liberti, via Fortini, poi Ezzi. Intanto il sorriso largo ovviamente di Rescia, Guzzolino, Giulio De Oliveira, Schiocchet che aggiungono scudetti a scudetti con una sala trofei loro personale che credo non abbia più metri a disposizione. No, vedere quei due ragazzetti lì, Guzzolino e Rescia, ancora a fare questa tipologia di partite fa innamorare ancora di più di questo meraviglioso sport, perché sai, quando poi tu hai vinto tutto in carriera pensi sempre di essere arrivato, no? E vedere due giocatori come Guzzolino e Maxi Rescia mi fa bene al cuore, ma mi fa anche male, non so come dirtelo, cioè è talmente bello vedere questi due giocatori di quello spessore lì umano, di quello spessore lì che mi colpisce profondamente. Guzzolino che secondo Radiomercato dovrebbe essere al suo congedo dalla L84. Vedremo cosa porterà l'estate per quelli che saranno i trasferimenti in vista della nuova stagione del futsal 26-27. La festa chiaramente qui sta prendendo corpo con i giocatori in maglia nero-verde che ballano. Osico ha dato un'altra fascia a Maxi Rescia, che ha giocato una partita veramente di livello assoluto, perché con i crampi totali si è trascinato in campo fino alla fine per dare il suo contributo. È il momento in cui Stefano Castiglia, presidente della divisione calcio a 5, consegna la Coppa del Campionato alla squadra campione d'Italia, la L84. Finisce con queste immagini di festa la stagione del futsal. Amici di Sky, è il momento di andare in vacanza, anche noi. Un grazie a tutti quelli che hanno lavorato in questa stagione per il percorso del campionato maschile, per quello femminile. Allora grazie a tutti gli amici, ai compagni di viaggio della divisione calcio a 5, grazie qui a Catania al lavoro di Fabio Morra, grazie a Daniele Mennini. Grazie a te Dani, è sempre un piacere stare al tuo fianco per descrivere queste partite qua, no? Dove poi le emozioni di chi vince e di chi perde non ci interessa, poi a noi tifiamo questo spettacolo qua, questa roba qui a noi ci riempie il cuore. E vive il futsal, grazie e buona estate, un saluto da Catania, da Daniele Barone, ciao!